Buongiorno, ben trovati con la nostra prima edizione, martedì 28 giugno, tante le cose di cui parleremo oggi, torneremo a parlare evidentemente della morte di Leonardo Del Vecchio, domani verrà allestita la camera ardente dello storico fondatore di Luxottica alla Pala Luxottica nella sua Agordo e poi giovedì i funerali e sarà lutto cittadino in città. Ovviamente abbiamo raccolto e le faremo rivedere anche le voci della sua Agordo, la notizia della morte dello storico davvero gigante dell'imprenditoria non solo veneta ma italiana. Torneremo a parlare di politica, ovviamente con il processo interno al centrodestra dopo la debacle di Verona. Torneremo a parlare di siccità e torneremo a parlare di cronaca. Vi ricordo soltanto che oggi è martedì, quindi è il giorno in cui dalle 13.30 alle 13.40 circa c'è lo spazio dell'ULSS 2 e oggi Alice Montagnier ci parlerà del nuovo centro di trapianto di midollo osseo allogenico all'ospedale Ca' Fonsella, una struttura che sarà attiva all'ospedale di Treviso dal prossimo autunno, è un centro fondamentale per la cura di numerose malattie, leucemie in primis, ma anche alcune forme di linfoma e di mieloma. A parlarci di questo ci sarà Filippo Gherlinzoni, che è il direttore dell'ematologia dell'ospedale Ca' Fonsella di Treviso. Quindi dalle 13.30 13.40 circa lo spazio dello studio è dedicato a questo tema e come sempre le telefonate in diretta per dissipare i vostri eventuali dubbi proprio con l'ospite in studio. Dicevamo, partiamo dalla cronaca e arriveremo poi alla morte di Del Vecchio, e la cronaca purtroppo ci racconta ancora una volta di tragedie sulla strada. Le abbiamo raccontate anche ieri, soprattutto nel Trevigiano, ma c'è poi dalla serata di ieri la notizia della morte di papà di 60 anni e la figlia di 33 che erano in scooter, morti in un tragico incidente nel Padovano a Correzzola. Entrambi sono veneziani. Una famiglia distrutta in pochi istanti, lo schianto contro un palo della segnaletica e 2 vite, quella di padre e figlio spezzate di colpo. Elisa e Alfredo Bergamasco, 33 e 60 anni, ieri sera verso le 18.30 stavano andando al lavoro in scooter, stavano percorrendo la strada provinciale 7 Rebosola a Corezzola in direzione Chioggia, dove gestivano la pizzeria Dal Mago. All'improvviso, secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto, il conducente avrebbe perso il controllo dello scooter andando a sbattere contro un palo della segnaletica stradale. Il colpo violento ha fatto disarcionare padre e figlia che sono stati sbalzati violentemente contro la cartellonistica. Per Elisa Bergamasco non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo. Il padre, Alfredo, invece è spirato in serata dopo essere stato trasportato in ospedale a Padova. I carabinieri stanno cercando di capire cosa abbia provocato la fuoriuscita di strada dello scooter guidato da Alfredo. Padre e figlia erano molto conosciuti a Chioggia, dove gestivano la pizzeria di famiglia. Tra poche settimane avrebbero aperto un altro locale a Civè di Corezzola. Elisa da qualche tempo viveva a Cona insieme al marito e alla figlia piccola, mentre papà Alfredo viveva a Chioggia. In pochi giorni si tratta del terzo incidente mortale lungo le strade del Padovano che coinvolge dei motociclisti. Nicolas, mio figlio, il miglior figlio che un papà possa avere, è il messaggio postato ieri sul profilo Facebook da Federico Menato, il papà del 29enne centauro di San Pietro Viminario, morto domenica mentre tornava verso casa in sella alla Ducati del cognato. Federico e la moglie hanno voluto fare un gesto d'amore, hanno autorizzato la donazione degli organi del figlio. È stata invece autorizzata l'autopsia sul corpo di Simone Silvestri, il 17enne morto venerdì sera in un altro incidente tra Limena e Padova mentre era in scooter con il padre. E oggi, a proposito di tragedie della strada, è prevista la sentenza a carico dell'imprenditore bulgaro 61enne accusato di aver ucciso le 2 cugine Sara e Jessica, la tragedia della 28. È il giorno del verdetto per Dimitre Trajkov, il 61enne imprenditore bulgaro accusato della morte delle 2 cugine Sara Rizzotto e Jessica Fragasso il 30 gennaio scorso sul tratto pordenonese della 28. Per lui la Procura della Repubblica ha chiesto una condanna a 7 anni e 8 mesi di reclusione. Secondo la ricostruzione dell'accusa sarebbe stata la disattenzione di Trajkov, distratto da una telefonata alla moglie, a causare l'incidente. L'auto delle 2 ragazze fu urtata con grande violenza.
Sara e Jessica morirono praticamente all'istante. Dopo l'incidente l'imprenditore era scappato a piedi. 2 perizie successive stabilirono che stava viaggiando a circa 180 km/h e che aveva assunto alcol. Rintracciato dalla stradale gli era stato infatti riscontrato un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Lo scorso maggio il giudice per l'udienza preliminare aveva respinto l'istanza di patteggiamento presentata dal difensore di Trajkov, accompagnata da un'offerta di risarcimento alle figlie minorenni di Sara Rizzotto, sopravvissute con gravi ferite all'incidente. Dopo 5 mesi esatti da quella serata tragica, l'ora della verità, perlomeno giudiziaria. Vogliamo giustizia, l'unica richiesta dei familiari, ribadita pochi giorni fa nel corso della nostra diretta anche da Alain Fragasso, papà di Jessica e zio di Sara, capace di mobilitare in questi mesi anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Alain che si è rivolto così ai giudici del Tribunale di Pordenone. Speriamo che il giudice migliori la pena, cioè peggiori la pena, nel senso che aumenti la pena, ecco. E poi un altro incidente è avvenuto la scorsa notte a Treviso tra 2 auto nei pressi di Borgo Cavalli, quindi proprio in centro, con un'auto ribaltata, guardate. Uno scontro violento tra 2 auto in pieno centro a Treviso. Una delle 2 vetture si è capovolta completamente finendo contro un cordolo stradale. Momenti di paura per l'automobilista rimasto incastrato dentro la vettura. L'incidente è avvenuto intorno a mezzanotte all'incrocio tra Borgo Cavalli e Via Oriani. I residenti hanno raccontato di aver sentito un forte boato, poi hanno visto la macchina capovolta ed hanno pensato al peggio. Immediatamente sono stati allertati i mezzi di soccorso. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli uomini del SUAM 118. 2 le persone ferite, ma fortunatamente in maniera lieve. Sono state trasportate poi in ospedale per essere medicate. E poi la vicenda da Vicenza del cittadino indiano bloccato dalla polizia, arrestato per aver palpeggiato una bimba di 10 anni in piscina. Molestata mentre nuota in piscina, una bambina di 10 anni sarebbe stata toccata ripetutamente nelle parti intime da 2 uomini. Sono le 5:30 del pomeriggio quando un addetto alla sicurezza delle piscine comunali di via Forlanini a Vicenza lancia l'allarme al 113. Sul posto le pattuglie della squadra volanti raccolgono le testimonianze, in particolare di un frequentatore delle piscine che, avendo assistito personalmente al fatto, aveva allertato il padre della bimba e la direzione. Gli agenti prendono in consegna i presunti responsabili, 2 indiani, un operaio agricolo di 36 anni e un collaboratore domestico di 43. Ricostruita la vicenda e raccolta la denuncia del padre della vittima, gli agenti sequestrano il telefono del 36enne e da una prima analisi vengono confermati i sospetti che contenga immagini pedopornografiche. L'uomo è stato arrestato e trasferito nella casa circondariale di Vicenza, mentre l'altro straniero è stato denunciato in stato di libertà per molestie sessuali in danno di minore. Su disposizione del questore di Vicenza, Paolo Sartori, l'ufficio immigrazione ha avviato immediatamente le procedure per la revoca dei permessi di soggiorno e per l'espulsione dall'Italia dei 2 indiani una volta concluso l'iter processuale a loro carico. Ancora da Vicenza con 2 scippatori che sono stati arrestati. A farli arrestati è stata la stessa vittima che è riuscita a dare l'allarme in tempo. Avevano scippato la borsa ad una donna in bicicletta, ma vengono intercettati dai carabinieri che li arrestano. 2 uomini di nazionalità indiana di 29 e 22 anni residenti nel Veronese si erano appostati in auto nella prima mattinata lungo la strada del Tormeno, attendendo la prima vittima. Hanno pazientemente pedinato una ciclista tenendosi a distanza per approfittare del momento opportuno. In un punto isolato dalla strada il passeggero dell'auto si è esposto dal finestrino allungando le mani sul cestino della bicicletta dove si trovava la borsa, che hanno sottratto con rapidità accelerando immediatamente. La donna, che fortunatamente non è caduta, non si è persa d'animo e ha cercato aiuto. Fortunatamente una pattuglia della Setafa era nei paraggi e si è lanciata all'inseguimento dei malviventi, che sono stati raggiunti e arrestati. La borsa è stata riconsegnata alla donna. Un aggiornamento sul Covid. Purtroppo il Covid è ancora sempre presente, stiamo parlando della cosiddetta ondata estiva. Ebbene, ci sono numeri delle ultime 24 ore in Veneto, quasi da stagione invernale, 9.792 nuovi positivi e 5 morti, secondo il bollettino dell'azienda Zero
delle ultime 24 ore, con la maggioranza di nuovi casi 2204 nel Padovano, seguita da Treviso, 1710 Vicenza, Venezia e Verona. Forte crescita di positivi anche a Belluno e Rovigo, sia pure con numeri assoluti inferiori alle altre province, e dunque questo è un po' da monitorare con attenzione. Come sapete si chiede da più parti di mantenere comunque l'uso delle mascherine in certe situazioni. È della settimana scorsa soltanto l'appello, ad esempio, di Lus 2 ai giovani con l'appello appunto a utilizzare le mascherine per, ad esempio, le feste, i concerti. Dunque il monitoraggio della situazione Covid che è ancora molto forte. Adesso torniamo a parlare, dicevamo, della morte di Leonardo Del Vecchio, dicevamo domani l'allestimento della Camera Ardente al Pala Luxottica, dove poi ad Agordo ci saranno i funerali giovedì mattina dalle 10 e sarà lutto cittadino in città. Ebbene, si stanno così recuperando un po' la storia della vita di questo straordinario personaggio dell'imprenditoria italiana, e continuano ad arrivare tanti messaggi di cordoglio, di ringraziamento anche per quello che ha fatto. E solo la settimana scorsa a Ring il nostro vice direttore Ferdinando Varino aveva ospite, tra i suoi ospiti, Tommaso Ebert, un giornalista economico molto importante, trevigiano, che ha scritto diverse biografie di personaggi dell'imprenditoria. Ricordiamo Sergio Marchionne e appunto da poco un libro su Leonardo Del Vecchio, e in questo estratto che vi facciamo risentire racconta dell'inizio dell'infanzia difficile di Leonardo Del Vecchio, il padre che muore quando lui è giovanissimo e la madre che decide, per le difficoltà di della vita, di portare avanti appunto una famiglia lavorando, di mandarlo in orfanotrofio al Martinit, e dove crescerà il giovanissimo Leonardo Del Vecchio. E c'è una lettera in particolare nella quale la mamma appunto chiede all'orfanotrofio di prendersi cura di Leonardo e di salvarlo, diciamo così. Sentiamo allora le parole di Tommaso Ebert e il racconto nel suo libro su Leonardo Del Vecchio. Scavando ho scoperto che nell'orfanotrofio di Milano, dove la mamma chiede a 7 anni di ricoverarlo, c'è un archivio di ogni alunno, e quindi anche quello di Leonardo Del Vecchio. Ho la fortuna di farmi dare una delega, di poter vedere questo archivio. Apro questo archivio polveroso che nessuno aveva visto dal 1949, neanche Leonardo Del Vecchio, e quando apro questo archivio trovo un tesoro, trovo tutte le tappe, diciamo, della sua infanzia. Sono 7 anni, vero, di Martinit? Lui è passato dal 42 al 49, dai 7 ai 14 anni in Martinit. Trovo 7 anni della sua infanzia, ma anche le lettere disperate con cui mamma Grazia chiede che il figlio venga ricoverato in orfanotrofio. Questa lettera del marzo del 1942, scritta su carta azzurrina a mano, disperata ma ricca di dignità, che a me insomma tocca veramente le corde dell'emozione. A me quando l'ho trovata, era il settembre dell'anno scorso, mi ha fatto prendere la decisione che questa storia andava raccontata assolutamente. Perché? Cosa scrive la mamma? Perché la mamma scrive: vi prego, ricoverate mio figlio Leonardo perché rischia una disgrazia, io lo devo lasciare solo tutto il giorno perché devo lavorare come operaio, lui è lasciato solo, prima che gli succeda qualche disgrazia vi prego prendetelo in orfanotrofio, anche per dargli una migliore educazione. Quindi lui va lì per evitare la strada, no? La mamma è preoccupata. E loro stavano nelle case minime. Cosa sono? Perché loro abitano nelle case popolari che il regime fascista costruisce a Milano per gli ultimi degli ultimi. Si chiamano case minime, sono case che erano in periferia nel 1930 e sono in periferia anche nel 2020. Sono le stesse case popolari in cui 80 anni dopo nasce e cresce Gali, ad esempio, proprio nelle case di Baggio, di Via delle Forze Armate. Alloggi popolari senza nessun fronzolo, 20 metri quadri in cui vive tutta la famiglia Del Vecchio. Lontane, mamma Grazia deve camminare un'ora e mezza per andare al lavoro. Leonardo a 7 anni è lasciato solo in questi grandi cortili in cui i bambini crescevano da soli, e mamma Grazia è preoccupata, si faceva male, si tagliava, aveva un bimbo che giocava. Un bimbo che giocava, sì. E anche particolarmente sveglio, quindi dice ricoveratelo. Sarà la sua fortuna, come dice lui. Perché? Perché Leonardo Del Vecchio al Martinit impara
un mestiere, il mestiere dell'incisore, e inizierà a trovare subito un lavoro a 14 anni. Questo è il motivo per cui esce dall'orfanotrofio, poteva rimanere fino a 18, ma aveva già trovato un lavoro come fiol de bottega, come dice lui, per fare l'incisore in una fabbrica che fa medagli, e lì inizia ad incidere e a un certo punto gli passano per le mani un paio di occhiali a cui doveva fare un fregio. Vede gli occhiali e capisce che è molto bravo manualmente anche a fare gli occhiali, a fare parti di montature, e da lì inizia la sua avventura. Allora. E questa dunque la grande avventura iniziata da Leonardo Del Vecchio. Allora risentiamo anche alcune delle sue parole e poi le parole dei dipendenti ieri all'uscita dagli stabilimenti, ancora scioccati per la sua morte. Lavorare, lavorare, lavorare. È stato questo il motto di una vita per Leonardo Del Vecchio, fondatore di quella Luxottica diventata leader mondiale degli occhiali, simbolo indiscusso del Made in Italy, motore di un'intera valle, la Gordino, e di tutto il bellunese. Se n'è andato 87 anni Del Vecchio, che si trovava ricoverato al San Raffaele a Milano. L'ultima grande impresa, la fusione della sua creatura con la francese Silor, aveva portato alla creazione del più grande polo dedicato alla vista, l'obiettivo di un'esistenza, 80.000 dipendenti, 9.000 negozi, un impero. Azionista tra l'altro di Mediobanca e Generali, la sua ricchezza attraverso l'holding di famiglia Delfin quest'anno è stata valutata dalla rivista Forbes in circa 25 miliardi di euro. Eppure tutto è iniziato nella Milano di fine anni 30, dove ultimo di 4 fratelli perde presto il padre e viene affidato al collegio dei Martinit, l'orfanotrofio. Garzone in una fabbrica di coppe e medaglie decide di iscriversi ai corsi serali dell'Accademia di Brera. Le incisioni metalliche lo appassionano e la fame di farcela lo porta ad Agordo. L'occhialeria nel bellunese è già in fermento, il posto ideale per mettersi alla prova, ripartire da zero. L'epopea di un'impresa diventa quella di un territorio. Luxottica consente alla gente di montagna di rimanere, di farlo con dignità. Tra queste mura nasce il welfare aziendale moderno, il concetto stesso di responsabilità sociale d'impresa. L'attenzione ai giovani è sempre stata dichiarata e praticata nelle sue rare interviste, forse la principale preoccupazione. Questa è la cosa più grave per l'Italia, cioè praticamente quando un giovane non lavora, e secondo me non ha neanche la morale per studiare, cioè non ha più voglia di fare niente, non vede futuro, quindi questa è la situazione peggiore in cui un giovane si possa trovare. Fuori dai cancelli degli stabilimenti veneti di Luxottica, Cencenighe, Sedico, Pederobba prevale la costernazione. Ad Agordo nessuna parola, è di circostanza. Una leggenda, per abbreviare la cosa. Ha cambiato l'identità di Agordo in bene, creando tantissimi posti di lavoro e anche un benessere diffuso. Ci mancherà, ma non solo nella nostra vallata qua, in tutta la provincia. Il papà è il nonno di tutti gli agordini. Abbiamo avuto una grande perdita ed era uno di famiglia. Un'aria abbastanza pesante. Siamo tutti molto rattristati, ovviamente. Non ce l'aspettavamo. Fulmine a ciel sereno. Qui rappresentava tutto, ma soprattutto a livello di sentimenti, cioè proprio l'affetto verso di lui. Non era solo una questione è una cosa triste, molto molto triste. Preoccupazione, sgomento, siamo rimasti un po' tutti male. Non ce l'aspettavamo, non era una cosa che nessuno ci aveva detto, insomma, che poteva succedere. Rappresentava tutto. Rappresentava Luxottica in tutto e ogni dipendente. Io lavoro da 25 anni qui e ciao Leonardo. Questo ciao Leonardo commosso dei dipendenti è un ciao anche di tutte le istituzioni che appunto in queste ore non hanno mancato di rendere omaggio a questa figura. Ci auguriamo come amministrazione, mi auguro come sindaco, che il cuore comunque rimanga sempre a Agordo, perché Agordo rappresenta Luxottica e quindi sono convinto che Agordo rimarrà comunque sempre un centro importante nella pianificazione e nella programmazione di Luxottica. Nel giorno del grande dolore è il sindaco di Agordo, dove tutto ebbe inizio, a dire quello che in tanti da queste parti pensano e sussurrano. Il cuore di Luxottica, nonostante la grande alleanza con Essilor, deve rimanere qui, al cospetto delle pale di San Lucano e dell'Anier.
Vogliamo che quello che lui ha impostato, ci terremo particolarmente che quello che lui ha fatto in tutti questi anni qua rimanga sempre vivo ad Agoro. E alla cittadina bellunese, guarda, lo stesso presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha portato la comunità di Agordo e il paese intero al centro del mondo dell'innovazione. Le parole del Premier, la sua storia un esempio per tutti, gli fa eco da Bruxelles il commissario Paolo Gentiloni. Lo ricorda come uno degli artefici della riscossa della nostra terra il governatore Luca Zaia. Il Veneto, dice, gli deve molto. Oggi è una giornata triste, scrive il ministro bellunese Federico D'Incà. Di un vuoto enorme parla il presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin, mentre un grazie arriva dall'associazione Bellunesi nel mondo. C'è poi il mondo dell'impresa. Siamo tutti orfani, senza di lui la storia del bellunese sarebbe stata diversa, afferma Laurent Berton, presidente degli industriali bellunesi. Del Vecchio, esempio di visione globale per Leopoldo Destro di Assindustria Veneto Centro. Ha garantito sviluppo, sottolinea dalla Confartigianato bellunese Claudia Scarzanella. Un messaggio preciso parte da CNA. Io mi auguro che chi adesso ha le redini della Luxottica e tutto quello che si gira intorno riesca a mantenere per il territorio bellunese quell'occhio particolare di attenzione che ha avuto sempre Del Vecchio nella sua storia. Il passaggio è delicatissimo. Del Vecchio era presidente esecutivo di un grande gruppo, metà italiano, metà francese. Per i sindacati va prestata massima attenzione. Dobbiamo capire appunto cosa succederà. Speriamo che rimangano quelle scelte fondamentali che hanno caratterizzato la gestione di Del Vecchio. È importante per noi il fatto che Luxottica, insieme con Essilor, resta comunque un'impresa italiana dal punto di vista della governance. Ho iniziato a fare il lavoro di sindacalista con lui al tavolo, penso la prima riunione 24 anni fa. Lui era anche una persona dura nelle trattative, ma aveva chiaro il valore del lavoro e dei lavoratori che lavoravano per lui. Per questo lo stimerò per sempre. Quando scompare un padre c'è sempre il disorientamento, saremo in grado, che cosa sarà dopo di noi, però questo padre ha lasciato, credo, fondamenta ben piantate sulla terra e anche una impostazione dell'azienda Luxottica che è molto, molto chiara e molto evidente. Allora, pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta. Saluto e ringrazio per essere con noi il presidente della provincia di Belluno, nonché sindaco di Longarone, Roberto Padrin. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, Padrin, abbiamo visto insomma prima della pubblicità i servizi riguardanti a Del Vecchio. È una provincia di Belluno che sta ancora cercando di assorbire questa perdita. Beh, è una perdita che sicuramente lascia un segno e un vuoto profondo all'interno della nostra comunità tutta, penso, indistintamente, ovviamente con particolare riguardo ai dipendenti che erano profondamente legati a questa figura, nonostante in questi ultimi anni le sue presenze nei nostri stabilimenti fossero diradate, però devo dire che basta vedere l'accoglienza che ha ricevuto nel 2019 alla festa di Natale, l'ultima che è stata fatta. Penso che questo testimonia l'attaccamento di tutti i loro dipendenti. Del resto Del Vecchio ha creato un impero, ma soprattutto ha creato un impero dando grandissimo valore alle persone e a tutte le persone che lavoravano all'interno dei propri stabilimenti. Penso che questa sia stata la sua grande forza e quindi tutte le persone che dipendenti di Luxottica avevano un attaccamento profondo a lui. Che modello lascia Del Vecchio? Beh, lascia un modello sicuramente importante, ma soprattutto anche quello legato a un welfare molto molto spinto che lui ha sempre cercato di portare avanti, cercando di lasciare le risorse al territorio. Quindi questo è un grandissimo suo grande, come possiamo dire, merito che va dato nell'aver costruito comunque, indipendentemente dall'attività economica che ha portato avanti, un grande sviluppo per l'economia del territorio e ha lasciato dei segni profondi, perché le attività di welfare che hanno fatto, devo dire la sincera verità che io la settimana scorsa sono stato proprio in Luxottica e ho parlato con alcuni funzionari apicali per cercare un po' di comprendere, di capire meglio quella che era un po' l'attività. Devo dire che ne sono uscito arricchito, forse, e questo è un altro forse merito, non ho voluto neanche pubblicizzare eccessivamente tutte quelle che sono state le azioni che Luxottica ha fatto. E devo dire che molte di queste hanno delle ricadute importanti sul territorio, sia ad Agordo che a Sedico,
che sono in particolare le sedi dei 2 principali stabilimenti che ci sono in provincia di Belluno, ma devo dire anche per l'intero Agordino ha fatto veramente moltissimo in tutti questi anni. Senta, adesso lo sentivamo anche nei servizi precedenti, c'è questo timore un po' per il futuro. È un timore secondo lei concreto, è un timore come dire, influenzato dalla perdita e quindi come ogni perdita, soprattutto di questo calibro, c'è sempre un senso di smarrimento. La successione adesso, la governance di Luxottica, sappiamo insomma questa compartecipazione italo-francese, insomma qual è la sensazione, quali possono essere i pericoli, cosa deve temere Agordo, il bellunese, se deve temere qualcosa, oppure come diceva l'assessore Donazzani, insomma il Del Vecchio ha lasciato un'impronta di management che resterà e quindi bisogna pensare in modo ottimistico. Ma io sono convinto che un grande imprenditore e della sua statura abbia già definito in maniera molto chiara la sua successione e quindi mi allineo a quello che è il pensiero dell'assessore Donazzani, nel senso che ho profonda fiducia, soprattutto perché nella nostra provincia sono stati fatti investimenti molto importanti che testimoniano la volontà ovviamente di mantenere e di radicare sul territorio quelli che erano i loro stabilimenti. Penso che lui abbia ha chiarito subito gli aspetti della sua successione anche dal punto di vista operativo e quindi da parte mia c'è una serenità e tranquillità che deve passare attraverso un ottimismo. Devo dirla, anche da quell'incontro che ho svolto la settimana scorsa ho visto molta, devo dire, tranquillità nell'aver definito quello che è un po' il percorso di management e di governance dell'azienda che lui lascia. È chiaro che il primo impatto può essere un primo impatto di smarrimento oppure anche di preoccupazione, ma la grandezza del Cavalier Del Vecchio penso che sia stata anche quello nell'aver definito molto bene quello che sarebbe stato il suo futuro e il suo dopo. Senta, che ricordo ha? Se ha un ricordo particolare di Del Vecchio? Ma io ho un unico ricordo che è dell'unico incontro che ho fatto in occasione del Mido del 2019, dove ho avuto la fortuna di scambiare con lui alcune parole, poi ho tentato un altro incontro in un momento successivo, ma ovviamente il Covid ha creato barriere, devo dire, insormontabili da questo punto di vista, ma di una persona molto cordiale, determinata, lo vedevi nel suo sguardo, idee molto chiare su quello che voleva e penso che questa sia stata un po' la sua grande forza, la determinazione, la passione, l'avere degli obiettivi precisi in testa e per tutto quello che è stato il suo percorso di vita penso che sia difficile pensare che sia stata una persona diversa da quella che io vi ho descritto, perché il suo è un percorso di una persona nata già con alcuni problemi familiari, aver perso il padre senza averlo nemmeno conosciuto, quindi un'infanzia passata in orfanotrofio, in collegio, quindi devo dire che i sacrifici sono partiti già nei suoi primi anni della sua esistenza. Poi devo dire che si è costruito un impero da solo, partendo da zero, ma con idee molto chiare e ha raggiunto tutti gli obiettivi che si era preposto. Ovviamente con l'aiuto anche di validissimi collaboratori, del Cavalier Francavilla che è stato il suo braccio destro, ricordo Chemello, per dire due figure che hanno lasciato un segno profondo nella sua storia personale, ma penso poi in tutte le persone che lui si è scelto come collaboratori iniziali e gran parte di questi sono persone che le sono stati vicini per tutto il resto della loro vita. Peraltro, lo accennava lei, chiedo alla regia se possiamo far vedere questo brevissimo estratto dell'ovazione per Leonardo Del Vecchio alla cena di Natale di Luxottica. La faccio vedere in questo momento, eccola qui. Dovrebbe sentirsi anche l'audio, credo, eccolo qua. La cena di Natale a Luxottica è una vera e propria ovazione proprio per Del Vecchio. Eccola qua. Dal Corriere delle Alpi, eccolo qui, si vedeva proprio l'arrivo di Del Vecchio. Tanto per far capire insomma quanto davvero fosse amato, insomma, eccolo qua, vediamo proprio queste immagini. Padrin, sono modelli ancora attuabili? È un tipo di modello vecchio stile o sono modelli replicabili nei nuovi imprenditori?
È chiaro che questo è un settore, quello dell'occhialeria, che ha in Luxottica il numero 1 al mondo in assoluto, ma devo dire che molte altre aziende di questo settore sono riuscite a creare e sono partite da un ambiente familiare. Parlo di non so, Safilo, Derigo, per fare alcuni nomi, ma lo stesso Marcolin. Cioè sono comunque aziende che sono partite da un'impronta familiare. In parte alcune di loro sono state cedute a dei fondi, quindi hanno un po' cambiato la modalità di governance, e questo ovviamente crea sempre qualche problema, ma secondo me si sono negli anni comunque consolidate, e devo dire che questo passaggio, a parte Derigo che ha mantenuto, diciamo così, una governance familiare, tutti gli altri si sono adattati ai tempi, e questo è stato un grandissimo merito. Ecco perché possiamo avere nel territorio della provincia di Belluno sicuramente delle aziende che sono le leader assolute in questo settore. Devo dire che poi Del Vecchio ha avuto una grandissima capacità di sviluppare, di acquisire anche nuove aziende, di aver creato un impero, perché parliamo veramente in questo caso di un imperio di svariati miliardi di euro, e quindi questa è la sua grande capacità, la sua autorevolezza, ma anche l'aver dimostrato la propria credibilità con la C maiuscola in questo senso, in questo settore. Quindi devo dire che ha dimostrato di essere il numero 1, e sono convinto che Luxottica lo rimarrà ancora per tantissimi anni. Grazie, allora grazie a Roberto Padrin. Domani la Camera Ardente al Pala Luxottica, e poi giovedì i funerali, e sarà lutto cittadino ad Agordo. Grazie davvero. Grazie a voi, buona giornata. Grazie. Allora adesso chiudiamo questa pagina su Leonardo Del Vecchio e passiamo alla politica. Dovrebbero essere già con noi collegati, se non sbaglio, Giuseppe Montuori, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Treviso. Buongiorno. Buongiorno. E Giacomo Nilandi, Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Nonché consigliere comunale di Mogliano Bene Comune Mogliano, poi parleremo anche del caso Mogliano. Fra poco ci raggiungerà, fra 5 minuti circa, Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega. Nel frattempo vi faccio vedere, partiamo da qui, il pezzo che abbiamo realizzato ieri con Francesca Bozza, ovviamente con la resa dei conti, così l'hanno chiamata nel centrodestra dopo il caso Verona, e cominceremo a commentare proprio da qui. Mentre Salvini aveva fatto questa scelta di dire dialoghiamo con Tosi, Zai ha messo un veto pesante, ripeto, soprattutto attraverso Marcato, ma l'ha detto lui stesso, ha appoggiato in maniera esplicita, netta, chiara Federico Sborina, chi ha voluto per il mancato apparentamento, ha fatto del male al centrodestra, ha fatto del male a Fratelli d'Italia e alla Lega, e anche a Forza Italia, comunque a tutto il centrodestra, e quindi Sborina, non apparentandosi, non avendo a cuore l'unità del centrodestra, non essendo stato un buon sindaco, perché ripeto 32% al primo turno vuol dire che non sei stato un buon sindaco, ha fatto il suicidio perfetto del centrodestra a Verona. Flavio Tosi, il candidato che avrebbe potuto essere il l'ago della bilancia dei ballottaggi a Verona, sgancia la bomba a metà dello spoglio e fa esplodere un nuovo caso nel centrodestra, e probabilmente ancora di più in casa Lega. È proprio Roberto Marcato, chiamato in causa da Tosi, a replicare. Io lo conosco bene e lui ha questo atteggiamento di cercare sempre le cause e le colpe in qualcuno, in qualcosa che non sia lui. Sta di fatto che noi siamo arrivati divisi, questo è il tema. Anche l'ex sindaco Sborina non crede che un apparentamento con Tosi avrebbe potuto cambiare l'esito del voto. Io rispetto al primo turno ho preso circa 8.000, insomma, a memoria 8.000 voti in più. Non c'è la prova contraria, ma probabilmente ne avrei presi molti meno, perché per chi conosce le dinamiche di questa città in questi 5 anni, in questa campagna elettorale, l'elettorato che mi ha votato il primo turno, tanti non sarebbero tornati a votare. Dunque sembra ormai arrivato il momento del confronto, che si preannuncia quanto mai infuocato all'interno del centrodestra. Se invece adesso ci lecchiamo le ferite dicendo che va tutto bene, o dandoci delle pacche sulle spalle, se noi non prendiamo atto di quello che è successo e non reagiamo come siamo in grado di fare, noi rischiamo di perdere anche la regione. E ancora più tesa sembra essere la situazione tutta interna alla Lega, dove, ammette Gian Antonio D'Arè, la resa dei conti è già iniziata. Verona farà scuola e soprattutto farà anche riflettere su tante cose.
anche all'interno del nostro partito sicuramente. Una riflessione va fatta profonda, il malessere c'è, lo abbiamo manifestato in varie misure. Vorrei ricordare che dopo ogni campagna amministrativa ci troviamo sempre con dei vincitori e degli sconfitti, però è pur vero che da qui a pensare che ogni elezione sia una regola per parlare di politica, di successo o insuccesso del centrodestra piuttosto che del centrosinistra mi sembra abbastanza fuori luogo. È il commento del presidente del Veneto Luca Zaia. Intanto pronto ad un confronto tra gli alleati anche Fratelli d'Italia con Enoch Soranzo, che se ribadisce l'importanza di un centrodestra unito alle prossime elezioni, dall'altra si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Sicuramente puntare il dito sarebbe facile, però è anche vero che i padovani hanno atteso la decisione di Verona e quindi stasera noi ci troviamo che abbiamo atteso che si sciogliessero i nodi a Verona per portare avanti una candidatura a Padova e ci troviamo a aver perso sia Padova che Verona. Nel frattempo Zaia oggi in una intervista al Corriere della Sera, ma c'era già stata una nota nella serata di ieri, smentisce di essere mai minimamente intervenuto sulla questione Verona, cioè l'accusa pesante di Tosi di aver posto un veto all'apparentamento con Tosi. Montuori, è d'accordo con quanto dice Enoch Soranzo? Non credo dipenda da Padova e Verona. Penso che la questione sia legata poi a scelte che si fanno nel momento in cui molte città importanti vanno al voto e che quindi vengano definite le priorità. Verona è stata una scelta che era un sindaco uscente, quindi non credo ci siano dubbi sul fatto che un sindaco uscente viene ricandidato, mi pare evidente. Poi rispetto al fatto che Padova abbia avuto un candidato che è stato scelto tra gli imprenditori e che comunque era una buona scelta, e si dovesse confrontare con un sindaco uscente che a Padova era considerato molto forte, non può essere un elemento per dire se avessimo scelto diversamente a Verona, Padova avrebbe beneficiato. Credo non sia questo il tema, ma non penso neanche sia quello che vuole dire Soranzo. Il tema piuttosto è l'unità del centrodestra. Questo sì è il tema centrale per noi. Dove andiamo divisi perdiamo. Io credo anche che è un tema che è poco trattato, che il percepito però delle persone che vedono due partiti al governo e poi insieme nelle amministrazioni locali non renda facile l'idea di avere un'immagine univoca del centrodestra che poi può essere anche vincente sul territorio. Credo quindi che il tema sia andare uniti a livello romano per poi poter andare uniti anche a livello centrale, cioè dare un'immagine di compattezza che nasce da Roma e poi si cala sul territorio. Questo credo sia quello che sennò confonde poi l'elettorato nel dire siete al governo insieme e poi vi dividete a livello locale. Insomma, noi chiediamo da tempo che le scelte che pagano a livello locale vengano prese anche a livello nazionale. È per questo, secondo lei, che Meloni chiede un vertice urgente, insomma, nel centrodestra, ma anche con Forza Italia? Ma sicuramente che Forza Italia, che è andata divisa a Verona, insomma, non è cosa da poco. Vedere che qualcuno si sfila e decide di andare da solo con l'unico fine che è quello di far perdere, non mi sembra che paghi. Forza Italia che ha imbarcato Tosi, voglio dire, che come ha ben detto Marcato è uno che cerca sempre le colpe da altre parti. Il responsabile della perdita di Verona è Tosi. Di certo non ci si può nascondere dietro il fatto che non c'è un apparentamento. Se condividi il fatto che debba vincere il centrodestra, tu corri con il centrodestra con o senza apparentamento. È capziosa l'affermazione di Tosi, è evidente, insomma. Ha fatto perdere Verona e va bene, insomma, ci ricorderemo del fatto che qualcuno si impegna più a far perdere che a far vincere il centrodestra. Per questioni personali. Poi. Ma secondo lei è davvero possibile che Forza Italia, insomma, rientri a livello nazionale in questa compattezza? Non lo deve chiedere a me, lo deve chiedere a Forza Italia. Cosa pensa, insomma? No, noi lo auspichiamo perché credo che sia naturale che poi il centrodestra, la visione, l'insieme dei valori, tutto quello che riguarda poi l'aspetto del mondo del lavoro, delle imprese, è certamente una visione comune che noi abbiamo con gli amici della Lega e con gli amici di Forza Italia.
Poi a livello nazionale chi lo sa quali sono le scelte. Sicuramente bene ha fatto Giorgia Meloni a chiedere un vertice, oggi lo fa anche per il fatto che Fratelli d'Italia rappresenta il primo partito a livello nazionale. Nilandi, dall'altra parte invece si ragiona sulle strategie un po' per il futuro. Si è detto, insomma l'ha detto il segretario Martella proprio quella sera, Verona è un altro tassello importante, l'anno prossimo c'è Vicenza, non dimentichiamoci che c'è anche Treviso e poi ci sono le regionali. Questo modello di Verona è un modello replicabile? O come dice Zorzi, segretario provinciale del PD di Treviso, ovviamente ogni elezione fa storia a sé, ma è un modello replicabile quello di un civico, il famoso campo largo, piuttosto che scegliere un rappresentante vero e proprio di partito, oppure davvero ogni elezione fa storia a sé? Ma secondo me c'è una strategia condivisa dal punto di vista nazionale che oggi ha ribadito anche il segretario Letta, che è un attimo ritrovare quello spirito ulivista di una volta, dove per campo largo non si intende la semplice sommatoria delle varie realtà, tra virgolette, politicamente organizzate che si trovano in Parlamento, ma significa riunificare tutto quanto un popolo che va sotto i valori dei democratici e dei progressisti, che magari vive e prospera anche all'interno di formazioni che non sono ben declinate in quelle che sono le classiche sigle PD, Movimento 5 Stelle, Europa Verde, eccetera, eccetera. Si tratta di un popolo, il popolo democratico, che si ritrova poi all'interno di quella bandiera dell'Unione Europea che Tommasi, entrando in municipio, ha portato con sé l'altra sera. Stiamo parlando quindi di un comune sentire che di certo non viene rappresentato in questo momento dalla destra italiana, che fa più riferimento in Europa ad Orban rispetto a quelle che invece sono le destre magari un po' più moderne, come quella di Ursula von der Leyen, che guarda appunto a una destra un po' più liberale, ecco. Per cui chiaro, come dice giustamente il mio segretario provinciale, ogni elezione fa storia a sé, e quindi ciascuna realtà valuterà anche dal punto di vista delle caratteristiche personali qual è la figura che meglio può rappresentare appunto questo spirito, questo popolo, a prescindere dal fatto che questa figura poi abbia una tessera di partito in tasca o meno. Noi abbiamo vinto molti ballottaggi durante l'ultimo weekend, ci sono stati dei posti nei quali i candidati potevano essere considerati relativamente civici e dei posti nei quali invece avevamo dei candidati che erano marcatamente all'interno del partito. La differenza, oltre al fatto che, che i nostri candidati abbiano o meno la tessera in tasca, la fa ovviamente il progetto politico e il radicamento all'interno dei singoli territori. Se non sbaglio è stato proprio lei che postava quella sera dopo la vittoria di Tommasi, insomma nessuna sfida ormai è impossibile. È davvero così secondo lei o era un po' l'emozione, un po' l'entusiasmo della serata? No, nessuna sfida è impossibile, partendo dal presupposto che comunque noi stiamo sempre parlando di contesti urbani relativamente medio-grossi, nei quali storicamente il centro-sinistra negli ultimi anni comunque riesce a trovare il terreno fertile. La vera sfida per noi sarà portare questo humus che comunque stiamo seminando ed è indubbio in tutta quanta Italia, anche in quelle zone rurali distanti dai grandi centri dove storicamente noi facciamo più fatica. Più che una battaglia politica è per noi una battaglia culturale, dove noi dobbiamo decidere un attimo chi e cosa vogliamo rappresentare, ma da questo punto di vista mi pare che la scelta di campo la stiamo facendo anche in maniera chiara e netta rispetto a quella che è la linea che stiamo prendendo anche dal punto di vista nazionale, dove ci stiamo battendo per i diritti dei più deboli, per i salari dei lavoratori e per migliorare in generale la qualità della vita delle persone. Per cui da questo punto di vista credo che la gente lo stia capendo, che da una parte c'è una destra populista che non si capisce bene a quali interessi stia parlando, e c'è invece una sinistra moderna che parla di diritti, che parla di Europa, che parla in sostanza della vita vera delle persone e cerca di trovare delle soluzioni concrete. Per questo
c'è una sorta di ottimismo dilagante, che poi ovviamente va declinato anche, ripeto, in un radicamento della proposta sui singoli territori. Però abbiamo visto che comunque mediamente questo nuovo corso del centro-sinistra in generale ai nostri elettori sta piacendo. Ci ha raggiunto nel frattempo Alberto Villanova, lo ringrazio, le abbiamo strappato per un secondo ai lavori del Consiglio regionale. Allora, buongiorno Villanova. Buongiorno a voi, grazie. Allora, ne abbiamo parlato prima con Montuori, è il momento di tirare un po' le somme e al di là, insomma, dopo ne parleremo comunque perché il centrodestra ha strappato anche Feltri, insomma c'è questo asse di centrodestra nel bellunese, però è chiaro che il risultato di Verona ha un po' cancellato alcuni entusiasmi di altre situazioni. Allora, cosa accade dopo Verona, Villanova? Beh, accade che sicuramente Verona è un campanello d'allarme che dobbiamo prendere molto seriamente e dobbiamo fare tesoro di quello che hanno deciso gli elettori di Verona. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando il centrodestra corre diviso rischia di perdere e abbiamo visto che Verona può perdere. Abbiamo visto soprattutto che quando il centrodestra passa il tempo a litigare al suo interno, questo non fa altro che allontanare i propri elettori. E allora spero che adesso il periodo dei vertici duri poco e ci si concentri molto su quelli che sono i problemi dei nostri concittadini, che riguardano il problema della crisi che sta avanzando, della pandemia che non è ancora finita, della paura della guerra, dell'aumento dei costi delle materie prime, dell'energia, i problemi delle famiglie. Noi di questo ci dobbiamo occupare e soprattutto come Lega dobbiamo occuparci di quello che è il nostro obiettivo principale, che è l'autonomia del Veneto. Allora, se noi ripartiamo con questi obiettivi ben chiari in testa, io credo che in Veneto le partite siano ben definite e si riesca a, diciamo, portare a casa quelle che sono le prossime tappe elettorali per poter amministrare bene il nostro territorio. Se invece ci perdiamo in litigi tra partiti su leadership, sui candidati, su programmi che non sono chiari, allora questo sicuramente è un viatico verso futuri problemi, quelli che arriveranno con le prossime scadenze. Io credo che il nostro obiettivo adesso è veramente quello di tornare sul territorio e tornare ad occuparci H24 di quelli che sono i problemi del nostro popolo. Questo deve essere il leitmotiv dei prossimi giorni e settimane. Quando dice dobbiamo smettere un po' di litigare, ovviamente il messaggio è c'è Forza Italia che diciamo è più ballerina come dire, nelle alleanze, soprattutto territoriali, però è anche un messaggio a Fratelli d'Italia questo. Ma è un messaggio per tutti quelli che compongono la coalizione, cioè abbiamo visto che se litighiamo, se ci spacchiamo, andiamo a perdere dei comuni, delle città che come si vede dal primo turno sarebbero stati facilmente conquistabili e sarebbero rimaste nell'ambito del centrodestra. Se sbagliamo nella scelta magari dei candidati, se facciamo ognuno porta le sue recriminazioni, non si trovano delle sintesi, ci si va a impuntare, si va a spaccare il fronte e questo porta innanzitutto a allontanare i nostri elettori, che comunque sono elettori che militano all'interno del centrodestra e che quando vedono queste cose si allontanano dal voto e penso che l'affluenza sia un campanello d'allarme più che evidente. E dopodiché se ci perdiamo tempo a litigare non vuol dire che non ci stiamo occupando di quelli che sono i problemi dei nostri concittadini e questo penso sia ancora più grave. Quindi io spero che veramente passi molto rapidamente questo momento di confronto e si trovi una quadra per poter lavorare assieme e continuare ad andare avanti come stiamo facendo in Regione Veneto, cioè il laboratorio della Regione Veneto del Consiglio regionale penso sia un esempio di come si possa andare avanti in armonia tra alleati senza per questo dover litigare, trovando delle sintesi. Anche qui abbiamo magari dei punti di vista discordanti alcune volte, però ci si siede a un tavolo e si risolvono i problemi e questo insomma penso sia sotto la guida del governatore Zaia penso sia un buon viatico per le prossime scadenze elettorali. Ecco, le chiedo così tranchant, Sborina era il candidato giusto? Chiaramente il sindaco uscente di solito è quasi sempre il candidato obbligato, lo diceva anche prima Montuori, insomma, perché di solito si fa così, ma era il candidato giusto? Forse era meglio cambiare, così ormai lo possiamo dire.
Guarda, io non sono di Verona, quindi non conosco così da vicino le dinamiche veronesi. Io posso dire solo una cosa: nel momento in cui si decide un candidato di centrodestra sarebbe opportuno che tutto il centrodestra lo supportasse, questo, perché se ogni volta che c'è un candidato che non è proprio consono magari ai desiderata di ogni singolo partito ci spacchiamo e ognuno va per conto suo, si fanno le liste per far perdere quelli che sono gli alleati, e allora credo che questo non sia corretto. Quindi la domanda su Sbarina: se è stato deciso di candidare Sbarina dalle segreterie anche locali, dopo quella decisione bisogna correre uniti. Non credo che faccia bene a nessuno perdere i comuni in questo modo, e soprattutto perdere città importanti come Verona. Quindi io credo sia fondamentale veramente ritrovare lo slancio come centrodestra per governare sì le nostre amministrazioni, ma poi per tornare anche al governo del nostro paese. Montuori. Nova dice quello che penso anch'io: litigare non serve a nulla. Quando si pensa a una città, soprattutto, dimenticandoci per un attimo il piano regionale e quello nazionale, bisogna pensare alla figura migliore che sia il migliore interprete del progetto cittadino. Si trova su questo la sintesi e poi si va avanti, senza dividersi. Chi non riesce ad esprimere il sindaco in una determinata situazione probabilmente avrà il soggetto migliore in un'altra situazione. Abbiamo visto Belluno, è andata benissimo, Feltre è andata benissimo. Cito un esempio: a Jesolo è vero, ci siamo divisi, noi ritenevamo di avere il progetto migliore e ci siamo divisi su Jesolo. Ha vinto Fratelli d'Italia, ma abbiamo dimostrato che il centrodestra su Jesolo comanda, ha un elettorato con una base amplissima, visto chi è andato al ballottaggio, per cui la prossima volta bisogna avere più la capacità di fare sintesi, di mettere da parte i personalismi e di accordarsi su qual è la figura migliore che meglio interpreta il progetto di rilancio oppure di crescita di una città. Questa è l'unica risposta che noi dobbiamo dare. Noi dobbiamo rispondere ai cittadini quando parliamo di elezioni amministrative, e quindi dobbiamo trovare la figura che meglio risponde alle istanze dei cittadini, che unisce, e ovviamente che sia anche una figura che mette insieme tutta una serie di forze politiche in maniera coesa. Per cui questo è quello su cui bisogna lavorare, non bisogna dividersi, bisogna andare avanti con una certa calma e con una certa tranquillità, perché davvero l'ultimo periodo ci ha portati tutti un po' in fibrillazione, ma credo che non paghi. Quindi molto, molto serenamente ci si trova attorno a un tavolo e si fanno le scelte più opportune. Questo è quello che dobbiamo fare da domani, attendendo i vertici, ma da domani, partire subito, perché le campagne elettorali, ad esempio in provincia di Treviso, è imminente quella della città, per cui dobbiamo ragionare già su questo per il meglio dei cittadini. Ecco, su questo, su Treviso dovrebbe essere già delineata un po' la situazione, o c'è da discutere, secondo lei? Allora, da discutere in termini propositivi c'è sempre. Sul fatto che ci sia un sindaco uscente e che noi, come sempre diciamo, sosteniamo la candidatura del sindaco uscente, questo è fuori di discussione. Poi ovviamente vogliamo contribuire anche noi al progetto della città di Treviso, questo mi pare evidente, ma lo vogliamo fare con idee e con contributi propositivi, quindi ci metteremo a disposizione per portare il nostro contributo alla città di Treviso. Mi lasci solo dire una cosa: il fatto che qualcuno definisca noi come una destra populista, dimenticandosi che ormai quasi un quarto degli elettori italiani scelgono Fratelli d'Italia, fa sorridere. Insomma, noi ormai abbiamo elettori di qualsiasi tipo, anche di sinistra. Di populismo abbiamo ben poco, perché se poi è essere populisti, parlare di lavoro, di cuneo fiscale, di tutte queste cose, va bene, allora siamo populisti. Di imprese che devono crescere, di benessere per i cittadini, sì, ok. Se questo è populismo, sì, in questo senso siamo populisti. Nilandi, questa era per lei. Ben rappresentata da quello che la sua leader ha detto o fatto quando è andata in Spagna al congresso di Vox. Penso che ci abbia fatto fare una figura internazionale che ricordavamo forse soltanto ai tempi dei Bunga Bunga di Berlusconi, dove si è fatta paladina di quella destra reazionaria che penso tutto quanto il mondo non volesse vedere in un paese moderno e sviluppato come il nostro, dove ci sono le piazze piene
che reclamano diritti, e c'è una delle leader dei principali partiti italiani che tuona contro l'islamismo, che tuona contro i diritti degli omosessuali, e siamo nel 2022. Per questo io parlo non solo di destra populista, che ovviamente populista per me significa andare a parlare alla pancia della gente e non alla testa della gente, ma parlo anche di destra reazionaria, che molto spesso fa dei discorsi e ha dei temi al di fuori dei perimetri del perimetro dei diritti costituzionalmente garantiti, e questo è molto grave e penso che sia un dato ineludibile del quale sinceramente io, come cittadino italiano e come cittadino europeo, me ne vergogno profondamente. Montuori? Lo faccio replicare un attimo e poi andiamo di nuovo da Villanova. La solita retorica di sinistra va benissimo, perché ogni volta che qualcuno di sinistra si esprime in questo modo noi portiamo a casa un elettore, quindi io davvero caldeggio questo modo di esprimersi e questo bagaglio di retorica veterocomunista che comunque ci garantisce sempre di avere qualche elettore in più, per cui sarebbe un peccato limitare in questo modo di esprimersi le persone di sinistra. Però vede, lei pensa e parla all'elettore in più. Io penso ai diritti in meno che voi non garantite alle persone con il vostro tipo di politica. Questa è la differenza tra me e lei. La ringrazio, guardi, noi ripeto, rappresentiamo ormai un quarto degli italiani, per cui va bene, se lei la pensa così mi fa piacere la sua opinione. Noi abbiamo un quarto degli italiani. Le elezioni, perché al momento li rappresentate soltanto sui sondaggi. Certo, ma insomma i sondaggi di solito sono un'ottima cartina di tornasole, vedremo alle elezioni comunque, sì. Glielo auguro. Villanova, torniamo un attimo per un secondo al ballottaggio. Dicevamo prima, la partita bellunese, che non è da sottovalutare, ve l'aspettavate così, Belluno, Feltre, doppietta, a strappare insomma al centro-sinistra quel territorio? Devo dire che sono state due sorprese veramente positive, perché comunque il territorio di Belluno e di Feltre sono comunque due territori molto, molto ostici per il centrodestra, ma penso che si sia evidenziato ancora una volta che nel momento in cui si sceglie un candidato di spessore, un candidato che sa intercettare quelli che sono i bisogni della popolazione, che sa parlare ai propri concittadini, in quel momento lì nessuna sfida, anche quelle più difficili come quelle ad esempio Belluno e Feltre, possono essere, cioè tutte le sfide possono essere giocate, e questo deve farci ragionare ancora una volta di più sul fatto che servono candidati di spessore, cioè questo, la ricerca all'interno del centrodestra di persone che possono rappresentare il nostro elettorato, secondo me è quella che deve essere fondamentale sia per le elezioni comunali, ma sia per quelle che saranno le scadenze elettorali del futuro. E vincere a Feltre con il ballottaggio in questo modo vuol dire che dietro c'è stato un lavoro impressionante da parte di quelli che sono stati i candidati e delle segreterie, che hanno lavorato in maniera compatta verso un obiettivo concreto, e questo adesso si deve tramutare in una buona amministrazione che faccia capire agli abitanti di Feltre e di Belluno che votare il centrodestra sì, il fine ultimo di vincere le elezioni, ma soprattutto quello di amministrare bene le città dove il centrodestra va ad amministrare. Quello che sta facendo ad esempio Mario Conte a Treviso, sindaco uscente che in questi 4 anni ha portato grandi risultati nella nostra città, e secondo me proprio per questo dovrà assolutamente avere il sostegno del centrodestra, come sicuramente avrà, perché è un sindaco che ha amministrato bene, e questo penso siano gli ingredienti fondamentali per arrivare ad avere i risultati che tutti noi auspichiamo. Restiamo in casa Lega, ma andiamo a Mogliano. Approfittiamo anche del fatto che Giacomo Nilandi è consigliere appunto a Mogliano con Mogliano Bene Comune, perché c'è questo caso, non è un periodo facilissimo proprio per la Lega, c'è questo caso scoppiato la settimana scorsa con il sindaco Davide Bortolato, 2 assessori e 5 consiglieri che hanno lasciato proprio il carroccio in contrasto, insomma, con dinamiche molto interne, molto locali, ma che fanno capire come ci sia del malessere anche da quel punto di vista. Insomma, la Lega, che tra virgolette perde, diciamo, una città importante come Mogliano, non è da sottovalutare. Nilandi, voi avete chiesto come minoranze, avete presentato una mozione di sfiducia e chiedete un consiglio comunale straordinario. Perché la mozione di sfiducia? Ma è molto semplice. Il sindaco Bortolato è stato eletto con una coalizione di centrodestra, all'interno della quale
la Lega ha preso il 25% delle preferenze e in questo momento, attraverso una pura e semplice operazione di palazzo, è stata estromessa completamente dal Consiglio Comunale. Per cui in questo momento c'è una variazione di maggioranza chiara e netta, nel senso che siamo passati da una giunta di centrodestra a una giunta fatta prevalentemente, se non solo e unicamente, da liste civiche, dove la Lega è stata completamente, ripeto, estromessa. Questo ovviamente a noi non può che far piacere, però è una questione di coerenza, legittimità e rispetto nei confronti della scelta degli elettori. Ricordiamo che, a differenza di quello che si faceva 20 anni fa, prima della riforma della legge elettorale dei comuni, in questo momento gli elettori scelgono il sindaco e insieme anche la maggioranza che lo deve sostenere. Per cui nel momento in cui questa maggioranza viene in qualche modo con un colpo di palazzo sostanzialmente capovolta, perché di questo si tratta, ecco che dal nostro punto di vista, non tanto dal punto di vista legale quanto dal punto di vista della legittimità e della coerenza con la scelta che si è fatta, uno può dire esco e abbandono il partito che mi ha fatto sostanzialmente eleggere, però dall'altro lato o mi dimetto oppure vado in qualche modo a cercare quella legittimità all'interno del Consiglio Comunale provando a raccogliere i voti. Siccome il sindaco non ha la benché minima intenzione di dimettersi, perché in questo momento Dio solo sa cosa sta facendo a livello di mercato elettorale per tentare di accaparrarsi di nuovo il miglior taxi elettorale a disposizione per la prossima volta, noi siamo stati costretti a portarlo in Consiglio Comunale e in Consiglio Comunale a chiedere un passaggio nel quale chiedesse la fiducia del Consiglio che rappresenta di fatto tutti quanti i cittadini moglianesi. Questo per una questione di coerenza e anche di rispetto, ma soprattutto perché siamo in un momento nel quale i nostri comuni stanno gestendo delle partite grossissime con i fondi del PNRR, per cui noi abbiamo tutta quanta l'intenzione di capire se questa giunta è in grado di garantire la continuità amministrativa o meno, ripeto, non tanto nell'interesse nostro di minoranza, quanto nell'interesse dei cittadini che sono stati catapultati in una crisi di giunta pilotata e che vorrebbero capire con che numeri ne stiamo uscendo e soprattutto con che maggioranza ne stiamo uscendo, e poi ovviamente ciascuno trarrà le proprie conclusioni. Villanova, vi siete un po' chiesti all'interno della Lega, insomma, il perché di questa, perché ci sono delle varie cause, concause, che lo stesso Bortolato e chi si è dimesso, chi ha lasciato la Lega, ha spiegato in una lettera, ma come si sta percependo questo caso Mogliano all'interno della Lega e se esiste una ricucitura dello strappo? Pare di no, insomma, perché Bortolato e gli altri paiono abbastanza irremovibili. È una situazione che fa male al partito in provincia. Dispiace anche personalmente, perché comunque con Davide abbiamo collaborato a lungo, anche quando era assessore all'ambiente, io ero in provincia, e fa male vedere insomma che un intero gruppo di un comune così importante si stacchi dal nostro partito. Io confido che la ricucitura vada a buon fine, anche perché da quel poco che posso aver capito si tratta di rapporti bene o male personali, non di questioni politiche, tant'è vero che il sindaco ha dichiarato che continua a sostenere convintamente quella che è l'attività in regione del governatore Zaia, ma Zaia è la Lega, è la Liga Veneta, quindi capite bene che c'è questo contrasto tra il fatto di staccarsi dalla sezione locale e invece mantenere quello che è il proprio sostegno all'attività regionale, che in qualche modo stride, e quindi voglio sperare che ci sia l'intervento di ricucitura e questo possa portare alla fine a un ripensamento da parte del sindaco, degli assessori e dei consiglieri che si sono allontanati dal nostro movimento. In caso contrario sicuramente è qualcosa che va analizzato con cura e sulla quale bisognerà darsi delle risposte e andare a indagare bene quali sono state le cause che hanno portato a questa decisione. Montuori, all'inizio, subito dopo lo scoppio di questo caso, si era detto avvicinamenti possibili a Fratelli d'Italia o Coraggio Italia, insomma Fratelli d'Italia è stata subito molto chiara, insomma, su questo, non c'è questa prospettiva per Fratelli d'Italia.
non è il nostro modo di lavorare, noi i voti li vogliamo andare a prendere da quegli elettori che oggi non stanno più andando a votare, non dagli altri partiti, perché comunque penso che sperare nella debolezza di un alleato di centrodestra sia sempre sia una sciocchezza. Per Mogliano credo sia una questione meramente personale e posso auspicare che venga ricomposta la situazione. Dal punto di vista della fiducia, la fiducia dal punto di vista amministrativo la danno i consiglieri, non mi pare che il sindaco Bortolato sia mai stato messo in discussione, richiedere di fare la mozione di sfiducia favorirà ad un titolo sul giornale, per il resto non avrà alcun riscontro, perché comunque mi pare che la maggioranza di Bortolato sia solida. Allora, adesso lasciamo ancora lasciamo il tema della politica, perché poi dicevate prima, insomma, anche e soprattutto nel centrodestra, basta litigare, torniamo a parlare poi delle cose anche concrete che ci circondano, e c'è un tema che resta in primo piano, che è quello della siccità. Vi chiedo, insomma, cos'è che ancora sta bloccando la possibilità di avere questo stato di emergenza che porterebbe davvero almeno a un aiuto in più per una situazione che sta diventando drammatica. Curcio, il numero 1 della Protezione Civile, oggi lo diceva anche sulla stampa, pronti anche a razionamento, cioè siamo quasi a quel livello. Razionamento significa i rubinetti che vengono chiusi. Quanto vi preoccupa questa situazione? Ricominciamo da Montuori. Preoccupa molto, più che altro per l'agricoltura, perché voglio dire, io ricordo vacanze in Sicilia in cui c'era il razionamento dell'acqua per le case, ma non era vissuto come un problema così drammatico. Certo, non è bello per chi è abituato in una civiltà moderna ad avere il razionamento dell'acqua, ma in passato succedeva. Oggi preoccupa molto per l'agricoltura, perché può diventare davvero drammatico dal punto di vista dell'agricoltura quest'anno. Purtroppo è stato un anno difficilissimo dal punto di vista, non è nevicato, la pioggia non sta arrivando, la temperatura è caldissima. Speriamo che lo stato di emergenza venga dichiarato, che quanto prima si possa lavorare a delle soluzioni, anche se non sono così semplici, perché comunque non è così facile trovare una soluzione ad una situazione climatica come questa. I problemi stanno a monte, è lì che bisogna agire. Nilandi. Mi trovo d'accordo con Montuori, nel senso che i problemi stanno a monte e non è sicuramente uno stato di emergenza che può andare in qualche modo ad intervenire su un problema sistemico al quale negli ultimi 20 o 30 anni, dove diciamo che si stava già delineando quelle che erano le cornici di questo disastro climatico e ambientale, sia dal punto di vista dei governi territoriali che dal punto di vista dei governi nazionali e anche europei, siamo molto in ritardo. Adesso abbiamo questa grande occasione dei fondi del PNRR per la transizione ecologica, cerchiamo di sfruttarla al meglio e soprattutto cerchiamo di non ragionare in termini di emergenza, ma di ragionare in termini di quadro sistemico, nel senso che il razionamento dell'acqua può andare bene per l'utilizzo domestico, però non dimentichiamoci che l'utilizzo dell'acqua all'interno del nostro quadro economico viene utilizzato per più del 60% per quel che riguarda l'agricoltura. Da un certo punto di vista è anche naturale che sia così, però ragionare anche su come utilizziamo l'acqua per irrigare i nostri campi, stante il fatto che comunque copre una larghissima fetta di quello che è l'utilizzo di quella che abbiamo a disposizione, è un tema sicuramente da affrontare, perché andare a ragionare soltanto sull'utilizzo domestico che cuba il 10% di quello che è il totale dell'utilizzo idrico all'interno del mercato, è chiaro che è una scelta di riparo, è una scelta però minimale che, ripeto, non va ad affrontare un quadro d'insieme. Qua dobbiamo parlare di un modello di sviluppo che non funziona e che è arrivato al collasso delle sue contraddizioni, e rispetto a questo cambiare quello che è il paradigma. Questo non è un tema nuovo e non è assolutamente retorica. La politica se ne deve fare carico e dovrebbe essere il primo punto all'agenda di ogni forza politica. Villanova.
L'emergenza sarebbe importante per poter gestire con rapidità quelli che sono gli interventi che servono, cioè lo stato di emergenza serve per quello. Leggevo un'intervista di Curcio proprio dei giorni scorsi dove diceva che dal punto di vista burocratico mancano alcuni passaggi fondamentali per dichiarare questo stato. Tutto vero, però dobbiamo capire che se vogliamo intervenire in maniera concreta bisogna fare degli interventi che costano milioni e milioni di euro, e questi milioni di euro vanno trovati, ma è anche importante andare a ricalibrare ad esempio il PNRR affinché si possano utilizzare questi fondi per ad esempio creare degli invasi, di sfruttare quando c'è abbondanza di acqua, sfruttare per il riempimento di questi invasi che poi si usano nel momento in cui serve l'acqua. Io non credo che andare ad esempio limitare adesso il consumo dell'acqua per l'agricoltura, che è già in grande crisi, in grande difficoltà, possa essere una soluzione utile, andrebbe ad acuire il problema. E allora stiamo vivendo un periodo di siccità come ce ne sono stati altri in passato, è giusto anche ricordarlo perché non è successo già anche negli anni scorsi, nei decenni scorsi, è sicuramente qualcosa di importante, di difficoltoso, di eccezionale, dopodiché bisogna mettere in campo quelle che sono delle attività concrete per arginare il problema, per farlo servono soldi, quindi stato di emergenza, serve magari un'autorità commissariale che possa intervenire come è successo per l'emergenza Vaia, di segno opposto, quindi con quella che è stata la tempesta Vaia, intervenire rapidamente dando la possibilità di fare azioni concrete rapide con delle aggiudicazioni dei lavori in maniera molto rapida, che dia la possibilità di creare questi invasi per arginare le prossime emergenze se mai ci saranno. Quindi io credo sia importante che ci sia dal punto di vista centrale un'attenzione appunto sia allo stato di emergenza ma soprattutto sulla ricalibrazione di quelli che sono i fondi del PNRR, che ricordiamo decine di miliardi di euro per i 2/3 a debito che vanno utilizzati per interventi che siano utili, necessari e urgenti per il territorio e magari lasciando perdere qualche questione ideologica. Allora vi faccio vedere un attimo un servizio e poi torniamo sempre sull'argomento. A Padova, dove i canali ormai secchi stanno facendo riemergere le alghe, insomma più che canali sembra di vedere dei prati, guardate. Continua l'emergenza siccità anche a Padova, i canali interni si stanno abbassando a vista d'occhio. Siamo in Riviera San Benedetto, lo vedete, le alghe hanno oramai invaso il canale, sembra un tappeto verde, sembra un giardino. Padova si risveglia con i canali sempre più secchi ogni giorno che passa. Il segnale più preoccupante sono le alghe che stanno emergendo e che visivamente trasformano il canale in un prato. E percorrendo via San Benedetto, arrivando al Ponte dei Tadi, lo potete vedere, è una distesa di verde. Sono tutte alghe emerse dal ramo maestro per la scarsità d'acqua. L'edicolante, che ha qui il suo chiosco da quasi 30 anni, ci confessa di non aver mai visto qualcosa di simile. Fa una certa impressione. Speriamo che aprino un po' più avanti. Lei da quanti anni è che è qua? 29. Lei in praticamente 30 anni non l'aveva mai visto prima? Mai visto un canale così messo male. Anche i passanti che assistono a questa trasformazione sono stupefatti e preoccupati. Io penso che l'abbiano tenuto in considerazione questo pericolo eventuale delle alghe, che facciano qualcosa, che mettano dei disinfettanti particolari. Sono canali anche secondari, dunque bisogna vedere come sono fatte anche disposte le chiuse, quelle cose lì. Certo che vedere a Padova una secca del genere è un po' triste. Il Comune ha intanto emanato un'ordinanza che limita l'uso dell'acqua, vietate alcune attività come il lavaggio di piazzali e veicoli, esclusi gli autolavaggi, l'utilizzo di acqua in fontane o vasche che non abbiano sistemi di riciclo e l'innaffiamento di prati, giardini pubblici e privati tra le 6 del mattino e mezzanotte. Peraltro, a proposito di PNRR, avevamo qui ospite domenica scorsa Alessandro Bonnet, che è il presidente di Piave Servizi, che ci diceva un altro tema di cui magari non si parla molto è la dispersione idrica della rete idrica e andrebbe fatto a livello nazionale un intervento sulla rete idrica e purtroppo il PNRR, e questo dice è stato un grosso errore, prevede per questo 900 milioni appena per tutta Italia ed è una cifra che basterebbe a malapena per la provincia di Treviso. È vero che nel PNRR si richiedono ovviamente tante esigenze, sanità, scuola eccetera, però ecco questo è mancato e forse in questo senso va ricalibrato. Villanova. Assolutamente sì, ma lo vediamo
in molte questioni che riguardano il PNRR, perché è nato come concezione in un periodo dove c'erano altri bisogni. Pensiamo solo al fatto dell'insorgenza della guerra, al fatto della crisi legata all'aumento dei costi delle materie prime, delle energie e quant'altro. Il PNRR è stato studiato prima, e oltre alla crisi, all'emergenza siccità che c'è in questo periodo, quindi è uno strumento con veramente 200, stiamo parlando di una montagna di liquidità, 200 miliardi di euro per il nostro paese, che purtroppo rischiano di finire su questioni che non hanno un impatto così utile per il territorio nazionale. Allora adesso sarebbe da ricalibrare, sì, ad esempio per questo intervento sulle reti idriche. Io ricordo che circa il 40% delle nostre reti idriche nazionali ha delle perdite, quindi il 40% dell'acqua va persa proprio per colpa delle reti. Questo sicuramente sarebbe un intervento utile, ma ricordiamo anche tutti quegli interventi che potrebbero dare una mano alle nostre famiglie e alle nostre imprese in un momento di difficoltà come questo dal punto di vista del costo dell'energia e delle materie prime. Cioè, se non viene ricalibrato quello che è l'utilizzo di questi decine di miliardi di euro, il problema che potremo vedere fra qualche anno è di aver buttato via veramente tanti soldi in questioni non così utili e aver tralasciato magari la parte economica, che sicuramente è più importante in questo periodo. Montuori, insomma, è un'occasione che sembra persa, quella del PNRR, c'è da intervenire su questo, anche lei è d'accordo? Così poi chiudiamo il giro. Comunque ci sono degli interventi molto utili, però che il PNRR agisca sulla parte delle infrastrutture sarebbe fondamentale. Voglio dire, la rete idrica italiana è un colabrodo, come si fa a non intervenire? Il fatto di andare verso la transizione ecologica, quindi di utilizzare sistemi di produzione di energia che non impattino sull'ambiente, è necessario. Cioè il PNRR non può vedere da qui a domani. Poi una quota a parte, certo, può essere utilizzata per ristorare quello che è avvenuto in questi ultimi 2 anni tra pandemia e guerra. Però la politica deve pensare a una visione di breve, medio e lungo termine. E il breve è, ad esempio, per l'aspetto idrico, fare i bacini il prima possibile in modo da cercare di accumulare l'acqua per i periodi più difficili. Dall'altro lato, di breve, è anche quello di agire in agricoltura con sistemi di riduzione dell'utilizzo dell'acqua, non di contenimento, ma di avere dei sistemi più efficienti, e nel lungo rivedere tutta l'infrastruttura idrica italiana. Idem vale per l'energia, ovviamente con altre modalità. Nilandi, oltre al PNRR, questa drammatica situazione della città è anche un modo per cambiare come dire, un sistema culturale, cioè il concetto dello spreco che come dire, interessa le società, diciamo, opulente, cioè porterà anche una diversa consapevolezza, ora che tocchiamo con mano questa emergenza, a un diverso consumo dell'acqua. Sì, in realtà era un lavoro che doveva essere fatto molto tempo fa, nel senso che mi stupisco un po' che in qualche modo si punti il dito contro le mancanze del PNRR su questo tema, quando in realtà il problema non è il PNRR di oggi, ma sono le mancate manutenzioni alla nostra rete idrica da 60-70 anni a questa parte, perché la politica, che questo è il segreto di Pulcinella, piuttosto che investire sulla tutela del territorio e sul rischio idrogeologico, ha sempre preferito investire in opere che creassero magari più consenso. E rispetto a questo bisogna che tutti quanti facciano mea culpa, da Roma fino in giù, anche nei governi dei nostri territori, perché non si può pensare di risolvere tutto quanto con il PNRR. È una grande opportunità, sicuramente va a coprire dei settori molto importanti, ma poi per il resto ci vuole la cara vecchia programmazione, quella cara vecchia programmazione che, al netto dei fondi straordinari che arriveranno dall'Europa, ci potrà poi permettere negli anni di fare un lavoro certosino e di non ritrovarci con gli acquedotti come adesso, che sono degli scolapasta. Poi dal punto di vista culturale è chiaro che ci vuole un cambio di paradigma, un cambio di modello, ma penso che soprattutto nelle nuove generazioni questa consapevolezza stia crescendo molto. Non dimentichiamoci le grandi piazze piene con i Fridays for Future, più di 1 milione di ragazzi che qualche anno fa, nel pre-pandemia, hanno marciato per tutte quante
le strade del nostro paese e non solo del mondo in una consapevolezza ambientale senza precedenti, ecco, per cui diciamo che da quel punto di vista speriamo che la classe dirigente del futuro abbia un po' più di sensibilità rispetto a quella che l'ha preceduta, e su questo insomma penso anche che stia crescendo tra la gente questo sentire comune, per cui penso anche che nel momento in cui politicamente si vanno a fare delle scelte che magari sono un po' più, come si può dire, un po' più costose dal punto di vista del consenso, penso che l'opinione pubblica sia molto più matura molto spesso di quanto la classe politica si aspetti, e riesca anche in qualche modo non solo ad accettare ma anche a trasformare positivamente questo tipo di scelte, oltre ovviamente alla differenza che ciascuno di noi può fare come consumatore all'interno della propria quotidianità, insomma. Benissimo, lo vedremo se sarà così. Allora io ringrazio Alberto Villanova, Giacomo Lilandi e Giuseppe Montori per essere stati con noi. Ci risentiremo anche ovviamente nei prossimi giorni per fare il punto di situazione anche politica. Grazie per essere stati con noi, grazie. Sì, Villanova. Sì, certo. Sì, molto brevemente, perché dopo aver sentito questo pistolotto io voglio ricordare che ci sono stati fatti investimenti dalla Regione sulla sicurezza idraulica che sono partiti dopo l'alluvione del 2010 e hanno portato all'evento dopo la tempesta Vaia, dove è piovuto più del 2010, grazie agli interventi che sono stati fatti di bacini di laminazione e interventi sulla sicurezza idraulica dei fiumi e compagnia, a non avere gli allagamenti che avevamo avuto nel 2010 appunto. Quindi quando si dice che non vengono fatti interventi non è vero, la Regione gli interventi li ha fatti, ha investito decine e decine di milioni di euro proprio per la sicurezza idraulica del territorio. Logicamente però non possiamo far piovere, questa purtroppo è una capacità che ancora in Regione non abbiamo, però sicuramente se potremo avere a disposizione qualche fondo del PNRR per fare altri bacini da riempire quando ci sarà la possibilità di avere acqua in abbondanza da poter usare nei periodi di siccità, sicuramente lo faremo con la stessa attenzione che abbiamo usato per fare gli interventi di sicurezza idraulica. Va bene. Grazie, allora grazie davvero, ecco, anche per questa una precisazione di Villanova. Ringrazio i nostri ospiti, grazie per essere stati con noi, perché ho ancora un paio di servizi da mandare prima di chiudere la pubblicità. Siamo davvero tra pochi minuti, perché poi, come sapete, c'è l'appuntamento con l'ULSS 2. Volevo farvi vedere proprio questo servizio con i pesci salvati dalla carenza di ossigeno, circa 300 nelle acque del canale Alicorno all'Orto Botanico dell'Università di Padova. È andata bene a fronte di una situazione molto difficile di siccità e a fronte del fatto che i pesci che si trovavano nel canale Alicorno che costeggia l'orto avevano un'importante carenza di ossigeno, e la maggior parte si è riuscita a salvarla e a trasferirla al canale Bacchiglione e al vicino canale Santa Chiara, soprattutto grazie alla collaborazione di una serie di soggetti, istituzioni e davvero persone che abbiamo potuto incontrare in questa occasione, come Dario della cooperativa Piovego, che hanno lavorato all'interno di un progetto che è Padova e i suoi canali e che ha visto anche la collaborazione di un ricercatore della nostra stazione idrobiologica di Chioggia, e è stata un'occasione per lanciare anche un segnale: dobbiamo prenderci cura di quello che ci circonda. Un'operazione, quella che avete fatto, che va anche a tutela della salvaguardia della salute pubblica, perché il problema dei pesci è sì che muoiono i pesci, ma è anche che nel momento in cui muoiono si crea un disagio per la cittadinanza. Sicuramente dobbiamo guardare l'aspetto ambientale, cioè non arrivare al punto, evitare in tutti i modi di arrivare al punto di una crisi come questa, perché un collasso ecologico alle porte vuol dire perdere, diciamo così, tutta una serie di nicchie ecologiche per molto tempo, perché poi quando si riapre l'acqua non torna l'habitat come prima in pochi giorni, ha bisogno di molto tempo per ricostituirsi, quindi questo da evitare. Però l'aspetto così, diciamo così, emergenziale vero e proprio è quello della salute pubblica. Nel momento in cui cominciassero a morire numerosi pesci, vorrebbe dire trovarsi con i cadaveri e problemi di degradazione e putrefazione, problemi batterici e odori molto forti. E ricordiamo che ci sono zone residenziali che si affacciano sui canali interni. L'emergenza oggi
generale in tutti i canali del centro storico cittadino. Ci lasciamo allora con questa situazione, insomma, da monitorare della siccità. E a proposito, vi lascio proprio al meteo, poi la pubblicità e poi dalle 13:30 circa o poco più l'appuntamento con l'ULSS 2 condotto da Alice Montagnier. A fra poco, intanto il meteo. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Tre Baseleghe. Bentrovati al meteo. Anticiclone più debole, transiterà un sistema temporalesco su parte del nostro territorio che riuscirà a minare la stabilità atmosferica. Ecco il dettaglio di martedì 28 giugno. Sul Veneto sarà soleggiato al mattino con cielo poco nuvoloso. Dal pomeriggio più nubi e via via più instabile. Ma quali saranno le zone più a rischio di precipitazioni? Vediamo la grafica. Inizialmente avremo qualche rovescio su Bellunese, Veronese e Vicentino, i settori più ad ovest quindi. Entro sera i fenomeni potrebbero estendersi un po' a tutta la nostra regione. Ma attenzione perché localmente potranno essere anche di forte intensità e con grandine a causa dell'intensa calura preesistente e il contrasto con aria più fredda dall'Atlantico. Non scomparirà l'afa, avremo temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 21 e 22 gradi, massime invece tra i 29 e i 33 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso al mattino cielo sereno, dal pomeriggio possibili temporali sui monti, col passare delle ore anche altrove. Temperature minime tra 20 e 27 gradi, massime sui 33-34 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo una maggiore variabilità con acquazzoni piuttosto diffusi, soprattutto nel pomeriggio e durante la serata. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 30-32 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Tre Baseleghe. Ben ritrovati in diretta, spazio dedicato all'ULSS 2 Marca Trevigiana. Parliamo quest'oggi di trapianto di midollo osseo allogenico con il nuovo centro che sorgerà a Treviso. Ne parliamo in compagnia del mio ospite. Ho il piacere di avere in studio il dottor Filippo Gherlinzoni, primario di ematologia all'ospedale Cafoncello di Treviso. Buongiorno. Buongiorno. Ben trovato, dottore. Grazie. Allora, prima di parlare di questo nuovo centro e di capire quando sorgerà e quando aprirà a Treviso, partiamo dall'inizio. Il midollo osseo, che cos'è? Allora, il midollo osseo è, vorrei subito chiarire il dubbio, non midollo spinale come ancora capita di leggere o di sentire. Il midollo spinale fa parte del neurasse, collegato al cervello, decorre all'interno del canale vertebrale, non c'entra niente. Il midollo osseo è invece un tessuto di consistenza, diciamo, gelatinosa, semigelatinosa, che si trova all'interno delle ossa, di tutte le ossa. Faccio un esempio: quando mangiamo l'ossobuco e andiamo a grattare fuori il midollo, quello è proprio il midollo del vitello. Quindi è un tessuto che serve a produrre le cellule del sangue, quindi globuli bianchi, globuli rossi e piastrine. Ed è un tessuto che ha un'enorme capacità proliferativa e maturativa. Pensate che un individuo di 70 kg rinnova ogni giorno qualcosa come 250 miliardi di globuli rossi, 200 miliardi di globuli bianchi, 180 miliardi di piastrine. Quindi ha un'attività forsennata e serve a mantenerci in buone condizioni di forma, e poi è anche in grado di
compensare eventuali situazioni. Ad esempio io mi taglio e comincio a sanguinare, è chiaro che arrivano dei messaggi al midollo osseo che devi produrre più rossi. Se ho una polmonite e quindi un fatto infettivo severo, arriva il messaggio al midollo perché produca più globuli bianchi. Quindi è un tessuto che ha una straordinaria attività di ordine proliferativo e maturativo. Ora, questa catena di montaggio qualche volta può non funzionare come dovrebbe. Potrebbero però le cellule staminali, che va spiegato cosa sono le cellule progenitrici, le cellule madri che alimentano tutta questa grandissima attività del midollo osseo, che sono un numero piccolissimo, sono lo 0,005% di tutte le cellule del midollo osseo. Ma questo patrimonio così piccolo di cellule staminali è straordinariamente attivo per alimentare, per rifornire continuamente le 3 linee produttive, cioè bianchi, rossi e piastrine. Ora, se queste cellule staminali per una causa variabile, ad esempio le radiazioni ionizzanti ad alte dosi, i vigili del fuoco che per primi entrarono nella centrale di Chernobyl e quindi furono a contatto con altissime dosi di radiazioni, morirono per aplasia midollare, cioè le radiazioni avevano distrutto le cellule staminali, quindi c'era un midollo desertificato e quindi incapace l'organismo di produrre globuli bianchi, rossi e piastrine. Quindi può essere che le cellule staminali siano in numero insufficiente, oppure che può essere che le cellule staminali comincino a funzionare male, diventino ad esempio leucemiche, cioè si innescano delle alterazioni genetiche e molecolari tali da far sì che la capacità di appunto produrre e alimentare le filiere emopoietiche viene a essere persa. Non si producono più bianchi, rossi e piastrine perché si accumulano nel midollo e nel sangue periferico delle cellule staminali indifferenziate che non riescono ad avanzare. Allora, abbiamo già messo moltissima carne sul fuoco, dottore. 0422 1628 332 il numero per intervenire in diretta. Aspettiamo le vostre telefonate, avete la possibilità di porre una domanda, insomma una curiosità al dottor Gherlinzoni, e dunque 0422 1628 332. Abbiamo distinto midollo osseo e midollo spinale perché spesso insomma, ancora, facciamo confusione e li utilizziamo come sinonimi, però non è così, lei ci ha spiegato. Assolutamente no. Midollo osseo è il tessuto che sta all'interno delle ossa e che produce le cellule del sangue. Midollo spinale è un cordone di tessuto nervoso che ovviamente decorre all'interno del canale vertebrale in collegamento con l'encefalo e che serve per la normale funzione del sistema nervoso. Spieghiamo ancora un po' meglio com'è la sua struttura. Siamo abituati a conoscere la struttura del sangue perché appunto quando ci tagliamo lo vediamo, lo tocchiamo, lo annusiamo anche, ma la struttura del midollo osseo com'è? Non è un organo solido, questo deve essere chiaro, è un tessuto appunto di consistenza semigelatinosa con molto tessuto adiposo e poi con la ricchezza di questi precursori delle cellule del sangue mature che appunto vanno incontro al loro processo maturativo all'interno delle nicchie ossee, all'interno dello spazio osseo. E tutte le ossa hanno del midollo, soprattutto del midollo osseo al loro interno, soprattutto alcune sono più ricche, tipo le ossa del cranio, tipo le ossa del bacino, dello sterno, ma anche ossa lunghe, le tibie. Quindi è un tessuto ubiquitario all'interno dello scheletro. Ecco, abbiamo capito, dottore, che svolge davvero delle funzioni importantissime per il nostro organismo, ha un'attività, come lei l'ha definita, molto importante e molto insomma forsennata. Lei ha detto quanto ne abbiamo di questo midollo osseo, quanto pesa nell'adulto all'incirca? Beh, il peso dell'adulto è circa 1 chilo, ecco, non di più. Ripeto, perché è un tessuto che
contiene cellule non organizzate così nell'ambito come altri tessuti dell'organismo, ma è legato anche a cellule locali come appunto adipociti, come cellule dello stroma, cioè del tessuto fibroso che sta all'interno delle ossa, come anche cellule macrofagiche, endoteliali, eccetera. 1 chilo con una spiccata variabilità individuale? Beh, ovviamente dipende prima di tutto dal sesso, ovviamente il maschio ha una maggiore quantità di tessuto e poi, ripeto, il midollo ha questa sua plasticità, cioè di sapere così compensare, sapere aumentare la propria attività quando arrivano dei messaggi dalla periferia che bisogna produrre di più. Certo. Abbiamo una prima telefonata in studio, sentiamo che cosa ci vogliono dire da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, sono Pierantonio. Buongiorno, buongiorno Pierantonio. Mi scuso che non ho visto, sono arrivato più tardi e non ho visto il nome del medico. Dottor Filippo Gherlinzoni è il primario di ematologia all'ospedale Cafoncello di Treviso. Ci dica Pierantonio, prego. Niente, io ho fatto per qualche anno il donatore di midollo osseo, no? E mi ne dispiace perché a 55 anni mi è arrivata questa benedetta carta che dice appunto che dopo i 55 anni non si può più essere partecipi a questa, diciamo, a questo evento. Come mai questa età non si può andare più avanti perché se uno ha voglia di contribuire per l'aiuto alle persone, volevo capire questa cosa, la ringrazio. Grazie Pierantonio, giustissima osservazione, tra l'altro ha proprio anticipato anche un'altra domanda che ci è arrivata attraverso i social. Allora dottore, perché non si può donare il midollo osseo oltre i 55 anni? Manca un piccolo passaggio prima di rispondere alla domanda correttissima del telespettatore. Quando dicevo il midollo osseo o perché è andato incontro ad una aplasia o perché diventa leucemico, viene trattato con vari tipi di chemioterapia, di immunoterapia. Può succedere che questi trattamenti non sortiscano l'effetto voluto e quindi in quel caso per risollevare, per cambiare la situazione si ricorre al trapianto, cioè alla sostituzione del midollo malato o povero, eccetera, con cellule staminali di un individuo compatibile, chiaramente sano. E questo si può realizzare attraverso un donatore familiare, un donatore fratello e sorella o più recentemente anche da genitori e figli, oppure da un donatore iscritto al registro internazionale dei donatori. Ci sono 15 milioni di donatori iscritti in tutto il mondo, ce ne sono 450-460 mila in Italia, ce ne sono circa 15.000 in Veneto. E per entrare nel registro ci vogliono alcune caratteristiche, cioè essere giovani, dai 18 ai 35 anni, stare bene, non avere malattie croniche e pesare più di 50 kg. Poi, una volta che uno entra nel registro, quindi fa un semplice prelievo di sangue per essere tipizzato, per essere caratterizzato dal punto di vista genetico, rimane nel registro fino a 55 anni, dopodiché viene dismesso, viene messo in pensione, tra virgolette. Questo perché? Perché dal donatore noi cerchiamo di avere un midollo osseo che sia al massimo della sua attività e, ahimè, andando avanti con gli anni, come tutti gli organi, anche il midollo osseo perde un po' del suo numero di cellule staminali, sia anche della funzionalità delle cellule staminali, sia in termini quindi quantitativi che qualitativi. Per cui a livello internazionale si è deciso che a 55 anni veniva chiusa la possibilità di donare. Ora questo peraltro risale a questa età limite, risale già a diversi anni fa.
chiaramente l'età, ci sono dei 55enni che hanno delle potenzialità, qualità di vita, di attività sportiva, lavorativa, eccetera, estremamente attiva, per cui è possibile che si possa fare anche portare l'età soglia anche oltre i 55. Un innalzamento della soglia. Però al momento questa è la spiegazione, perché si cerca di avere una popolazione, diciamo, giovane, quindi quanto più con un midollo osseo e una ricchezza di staminalità, quanto maggiore possibile. Quanto più in salute, certo. Abbiamo un'altra telefonata da casa. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia, dica pure. Buongiorno anche al dottore. Buongiorno. Niente, volevo fare una domanda. Prego. Mio papà, 84 anni, è mancato 13 anni fa a causa di un mieloma. È sempre comporta il midollo che viene fuori questo mieloma e le avvisaglie che si può avere su questa malattia. Grazie, arrivederci e buongiorno. Grazie Nadia, ottima domanda anche questa. Cosa possiamo rispondere, Il dottore? mieloma è una patologia del midollo, è una patologia tumorale del midollo a carico di alcune cellule che si chiamano plasmacellule, che sono quelle che producono le immunoglobuline, gli anticorpi con i quali noi ci difendiamo dalle infezioni. Può succedere purtroppo anche che la plasmacellula normale si trasformi in una cellula tumorale e allora si espande all'interno del midollo, viene quindi a ridurre la staminalità del midollo e poi può dare anche dei sintomi a livello di altre sedi, tipo scheletro, cioè una fragilità delle ossa, per cui ci possono essere dei crolli vertebrali, quindi mal di schiena sostanzialmente, che non passa con i normali antidolorifici, può essere un dolore a livello delle anche, a livello delle coste, diciamo a livello di tutto lo scheletro, e può dare anche dei problemi di ordine renale. Ecco, il papà è tipico di un'età avanzata, certo, anche se ne vediamo, ahimè, sempre di più giovani, ed è una patologia considerata incurabile, nella quale comunque rispetto agli anni di cui parlava la signora relativamente al trattamento del suo papà, siano stati fatti dei enormi passi avanti. E questo grazie all'introduzione di molecole nuove, di molecole non chemioterapiche in senso stretto, ma di immunoterapia, di molecole più specifiche, di molecole più, diciamo, intelligenti, con le quali l'aspettativa di vita di un paziente con mieloma si è più che triplicata. Se negli anni scorsi, fino a 20 anni fa, si parlava di 2 anni e mezzo di aspettativa di vita, adesso si superano i 7, 8, anche 10 anni e soprattutto una qualità di vita nettamente migliorata rispetto ad anni fa. Quindi il mieloma è una delle patologie in cui si sono fatti maggiori progressi, pur rimanendo una malattia in cui i guariti sono ancora in numero estremamente limitato. È una patologia per la quale serve un trapianto di midollo osseo, dottore? Può servire, ma alla luce dei progressi che veramente mese per mese, anno per anno stiamo vedendo, diciamo il numero dei pazienti candidabili al trapianto si è ridotto, anche perché è una patologia dell'anziano e il trapianto di midollo osseo anche qui ha un suo limite di età. Certo. Cioè un paziente che raggiunge i 70 anni molto difficilmente è candidabile a un trapianto di midollo osseo. Poi lo approfondiamo. Altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, sono Anna di Treviso. Buongiorno. Sono qui, dottor Ghermizzoni, gentilmente. Mio marito è portatore di policitenia vera e da alcuni anni si sono abbassate un po' le piastrine, sono a 112, 120 così.
porta l'ematocrito a 47, 48. Un medico che l'ha visto tempo fa le ha detto può portarlo tranquillamente a 50 l'ematocrito. Questo non è stato reso possibile perché al centro trasfusionale hanno detto no. Io le chiedo adesso, possono andare bene queste piastrine che si abbassano lentamente così e possiamo stare tranquilli con un ematocrito a 48? Io la ringrazio. Grazie Anna, non siamo riusciti a capire benissimo la sua domanda, però se ho capito bene chiedeva il livello dell'ematocrito a 48, che cosa può significare e quant'altro, dottore? Prima di tutto cos'è l'ematocrito? L'ematocrito è la percentuale di globuli rossi che si ha in una provetta di sangue e che quindi indica indica la componente corpuscolata del sangue. E diciamo l'ematocrito può essere considerata normale, come dicevo prima, in relazione al sesso, cioè il maschio ha un ematocrito che viene considerato normale, ha una percentuale più elevata rispetto alla femmina e anche rispetto anche all'età. E quindi adesso non so l'età della signora, ma comunque un ematocrito intorno a 48% in assenza di sintomi particolari, ad esempio da iperviscosità del sangue a livello, cioè mal di testa, rinzia alle orecchie, i famosi acufeni, ecco, prurito non spiegabile, ecco, diciamo che una persona può essere semplicemente monitorata e valutata nel tempo. Il numero di piastrine di cui ha parlato la signora è un numero di piastrine più basso rispetto alla norma, ma tale da assicurare un controllo di eventi emorragici. Le piastrine ci servono a combattere le emorragie, a evitare il rischio emorragico. Quindi con 130.000 piastrine lei non ha nessun problema nella vita quotidiana. Certamente è comunque una situazione che va monitorata. L'ematocrito è quel valore che viene particolarmente monitorato negli sportivi, o sbaglio? Bravissima. Sì, perché entro certi limiti avere un ematocrito più elevato e quindi più globuli rossi in ultima analisi significa potere, i globuli rossi sono dei trasportatori di ossigeno ai tessuti, quindi avere un maggior numero di globuli rossi significa poter avere un'ossigenazione migliore dei tessuti e quindi assicurare anche delle performance agonistiche sportive migliori. E quindi questo si è parlato, ad esempio, dell'uso dell'eritropoietina come ormone fisiologico che assicura la produzione di globuli, che regola la produzione dei globuli rossi, e quindi avere più eritropoietina può elevare l'ematocrito a valori tali appunto da poter fare. Però poi si corre il rischio che poi se l'ematocrito si alza troppo, allora può emergere il problema invece di trombosi legate appunto all'iperviscosità. Certo, poi si innesca tutto anche un dibattito sull'utilizzo di sostanze, insomma, per migliorare le prestazioni sportive. Tornando a parlare di trapianto di midollo osseo, che significa trapianto di midollo osseo allogenico, ed è il centro che verrà creato a Treviso, e che significa trapianto di midollo osseo autologo? Allogenico significa che le cellule staminali famose di cui abbiamo parlato provengono da un altro individuo, e questo comporta prima di tutto un problema immunologico molto forte. Perché? Perché ovviamente significa correre il rischio di un rigetto da parte del ricevente, perché ovviamente il sistema immune del ricevente riconosce come non proprie le cellule che vengono infuse
per via endovenosa. Il trapianto di midollo osseo non necessita di bisturi. Noi non usiamo il bisturi perché si tratta semplicemente di una sorta di trasfusione, quindi attraverso un catetere venoso centrale, per via endovenosa, delle cellule che, diciamo, della sospensione di cellule che sono state raccolte dal donatore. Dicevo che abbiamo quindi semplicemente un problema immunologico che quindi va corretto con una terapia immunosoppressiva come in tutti i trapianti. E quindi nel trapianto di midollo osseo allogenico c'è un donatore e c'è un ricevente. Nel trapianto autologo invece non c'è nessun passaggio di cellule staminali da un individuo all'altro. È semplicemente la raccolta delle cellule staminali dell'individuo, del paziente, che vengono utilizzate per consentire di erogare delle dosi più elevate di chemioterapia per quella specifica patologia. Mi spiego meglio. In molte patologie ematologiche o tumorali, se noi aumentiamo le dosi dei chemioterapici, possiamo ottenere potenzialmente dei risultati migliori. Non possiamo però andare troppo su con le dosi perché indurremmo degli effetti collaterali molto importanti e in particolare indurremmo quella famosa aplasia midollare di cui ho parlato prima, perché i chemioterapici hanno come loro effetto la possibilità di danneggiare le cellule staminali dell'individuo. Allora, come escamotage, per evitare questo, si raccolgono dal paziente le cellule staminali prima di fare questa super chemioterapia, facciamo la super chemioterapia e le reinfondiamo per via endovenosa al paziente affinché possano accelerare la ricostituzione del normale midollo osseo dopo questa terapia che altrimenti indurrebbe un'aplasia midollare talmente lunga da esporre il paziente a rischio di morte. Quindi l'autotrapianto non è altro che un mezzo per poter erogare dosi molto elevate di chemioterapie, cosiddette mieloaplastizzanti. Quindi non c'è nessun problema immunologico perché sono cellule del paziente che ritornano al paziente. Nel trapianto di midollo osseo allogenico e quindi tra un donatore e un ricevente, lei ha detto non si utilizza il bisturi, come vengono raccolte? Allora abbiamo due possibilità. La raccolta direttamente dal midollo osseo del donatore. E questa era la metodica che fino a 10 anni fa, 15 anni fa, era quella più in voga. Significava però per il donatore fare una breve 40 minuti anestesia generale, essere ricoverato, fare svegliarsi con un po' di indolenzimento a livello delle creste iliache dell'osso del bacino, perché è da lì che noi facciamo le aspirazioni multiple, e quindi, diciamo una cosa molto, in ogni caso molto dei disagi ridotti, però richiedeva questo tipo di cose. Mentre da ormai, direi credo, 8 trapianti su 10 utilizzano le cellule staminali, ma del sangue periferico. Quindi non c'è bisogno di andarle a prendere direttamente negli spazi midollari, ma facciamo in modo che le cellule staminali del midollo vengano mobilizzate e mandate in circolo. Questo attraverso una terapia farmacologica, in modo tale che noi quando noi le contiamo, le calcoliamo, quando vediamo che raggiungono un numero valido sufficiente, non facciamo altro che fare una leucoaferesi, cioè con un apparecchio che è utilizzato presso il centro trasfusionale, un apparecchio che prende il sangue del paziente, separa e raccoglie del donatore, che raccoglie le cellule staminali che servono e poi restituisce il resto al paziente. Quindi è una procedura molto più semplice e direi sostanzialmente priva di rischi. E anche un po' meno invasiva, insomma, sì, per il donatore. Abbiamo una telefonata da casa. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea? Sono Sergio Leonardi, buongiorno. Buongiorno, ci dica pure. Volevo intanto salutare il dottor Grinzoni e ringraziarlo per questo suo intervento.
Volevo chiedere al dottor De Vinzoni, c'è una lunga lista d'attesa di persone che aspettano il trapianto nel nostro territorio, e quindi questo nuovo centro di trapianto potrà essere sicuramente utile per le persone, ecco, che stanno aspettando questo tipo di nuovo impianto di cellule staminali o di midollo osseo. Grazie. Grazie Sergio, anche la sua un'ottima osservazione. Prego. È vero. Esiste una lista d'attesa presso centri di trapianto che fuori da Treviso, quindi sia in Regione Veneto sia anche extraregione. E questo è un grosso problema, perché la tempestività nella effettuazione del trapianto allogenico spesso è fondamentale nel buon esito. Combattiamo delle malattie che spesso non ci lasciano il tempo di meditare, certo, e di aspettare. Quindi noi a Treviso abbiamo mandato fuori Treviso a fare il trapianto allogenico nel 2021 25 pazienti. Fuori intende all'interno della regione o comunque extra-regione? Anche extra-regione. Anzi, direi che spesso più extra-regione che in regione, perché il numero di letti di trapianto di midollo osseo nella regione Veneto sono assolutamente insufficienti. E quindi questo comporta tutta una serie di disagi, di difficoltà, di spese per le famiglie che devono ovviamente stare vicino al loro paziente in città diverse. Il trapianto di midollo osseo allogenico ha una durata di degenza che come minimo è di 1 mese e mezzo quando tutto va bene, ma può anche essere estremamente lungo. E poi il follow-up successivo viene portato avanti dal centro che ha fatto il trapianto, per cui significa che il paziente trapiantato in un'altra città dovrà avere sempre un cordone ombelicale con il centro, che può essere lontano. Noi abbiamo molti pazienti a Udine, qualche paziente a Milano, a Bologna, a Roma, a Bergamo, quindi città quindi tutto questo rende certo, estremamente... Possiamo immaginare insomma il disagio di fronte a una patologia così grave, così severa, perché se noi facciamo il trapianto vuol dire che non ce l'abbiamo fatta con le altre terapie prima, quindi si tratta in ogni caso di malattie ad alto rischio. Noi sappiamo ormai stratificare molti tipi di malattie, ad esempio le leucemie acute a rischio variabile in relazione alle loro caratteristiche biologiche delle cellule leucemiche. Quindi si tratta di pazienti che vivono uno stato, e famiglie vivono uno stato di enorme difficoltà, di enorme stress che impatta i rapporti, tutto, impatta con la vita lavorativa, la vita universitaria, la vita familiare, e quindi sapere che in più devo farmi le valigie e fare questi viaggi della speranza. Ecco, credo che Treviso, con l'attività che ha, con i numeri di pazienti che segue, debba avere finalmente un centro trapianti allogenico. E quindi insomma questo centro trapianti di midollo osseo allogenico a Treviso, al Cafoncello, avrà davvero una funzione importantissima. Quando sarà pronto, dottore? Allora, i miei auspici che sia pronto entro autunno, perché iniziare un'attività di trapianto allogenico richiede il soddisfacimento, la soddisfazione di moltissimi requisiti che sono stati stabiliti a livello nazionale dal gruppo italiano trapianto di midollo osseo e anche a livello regionale, che stabilisce requisiti che devono essere assolutamente soddisfatti. Esiste una sorta di certificazione che per ciascun centro trapianti di essere in grado di fornire lo standard migliore per l'attività di trapianto. Prima di iniziare l'attività verranno a Treviso degli ispettori certificati che
valuteranno in maniera puntigliosissima tutti i punti che sono necessari da soddisfare per poter aprire, quindi stiamo portando avanti tutte queste attività, soprattutto comunque quello che ancora non è idoneo è dal punto di vista la possibilità di avere delle stanze che siano al massimo prive di o almeno a ridotto rischio di infezioni, perché l'infezione è una delle principali cause di morte o di fallimento del paziente trapiantato. Quindi bisogna avere delle stanze adatte con particolari filtri, con particolari flussi di aria laminare, devono rispondere quindi a determinate metrature e quindi questo è in corso di costruzione, speriamo per autunno che sia tutto pronto per poter ricevere la visita ispettiva e soddisfare le richieste necessarie. Ecco, un centro che avrà davvero una rilevanza importantissima per Treviso e anche per Belluno, perché ricordiamo insomma che afferiranno anche dalla provincia di Belluno per usufruire insomma del trapianto di midollo osseo. Sì, la popolazione bellunese di solito fa riferimento a Treviso come patologie ematologiche e quindi a maggior ragione dovremo essere in grado di coprire anche le loro necessità. Diciamo che il fare il trapianto di midollo osseo a Treviso viene a completare il percorso che il paziente con una grave malattia del sangue inizia con la diagnosi, va incontro ai vari cicli di chemioterapia e poi li completa con il trapianto laddove il trapianto sia necessario, ci trovino i donatori, eccetera. Quindi è significa provvedere a ancora una sorta di carenza che il territorio di Treviso si porta avanti. Quindi in modo da poter dire al paziente partiamo da questa situazione e arriveremo a completare l'intero viaggio, l'intero iter terapeutico. E insomma l'auspicio è quello che possa essere pronto quanto prima, insomma, quanto prima, esatto. L'autunno potrebbe essere insomma, il periodo insomma, giusto. Ecco. Caratteristiche specifiche, importanti che deve avere un centro trapianti e anche il ruolo che avranno il laboratorio e il servizio trasfusionale per la riuscita del trapianto allogenico che insomma ci ha spiegato lei, dottore, è comunque un'operazione complessa, è un percorso talvolta lungo e non privo di rischi. Non si può fare un trapianto di midollo osseo allogenico se non c'è un ospedale forte alle spalle. Questo perché le complicanze che possono verificarsi di ordine infettivo, di ordine che possono portare quindi anche a situazioni di rianimazione, appunto di ricovero in malattie infettive, di problemi di ordine microbiologico, radiologico, di specialità, eccetera, sono di anatomia patologica, quindi devono essere assolutamente a un livello tale da sostenere un'attività del genere. Ma quello che è fondamentale è avere un centro trasfusionale che sorregga tutta la procedura non clinica in senso stretto, ma di laboratorio del trapianto. Ci vuole, ma noi siamo, grazie a un centro trasfusionale che si è sviluppato ulteriormente negli ultimi anni, anche sotto la guida del
del primario, la dottoressa Veronesi, abbiamo la possibilità diciamo, il know-how per ad esempio la processazione delle cellule staminali, l'eventuale congelamento se appunto ce ne fosse bisogno, la distribuzione delle cellule staminali. Abbiamo la capacità con delle apparecchiature sempre più valide di riuscire a valutare la compatibilità fra donatore e ricevente con metodiche sempre più moderne, ad esempio con la biologia molecolare, cioè con una piattaforma, delle apparecchiature che riescono a individuare il donatore con sempre maggiore precisione, proprio perché è fondamentale per la riuscita del trapianto che donatore e ricevente siano il più compatibili possibile. Esatto, non l'abbiamo evidenziato fino adesso, ma la complessità sta anche nel fatto della necessità di un'elevata compatibilità genetica tra il donatore e il ricevente, compatibilità che talvolta è rarissima anche tra familiari, dottore. Allora, giustamente uno potrebbe domandarsi, ma perché per il midollo ci vuole questa donatore ricevente, mentre per un trapianto di cuore, di reni, di fegato questa necessità di avere un donatore il più possibile simile sul piano immunogenetico non è così indispensabile? Perché, e questa è una differenza importante rispetto ai trapianti di organi solidi, nella sospensione midollare e di cellule staminali che noi raccogliamo dal donatore ci sono anche dei globuli bianchi, dei linfociti, che sono le cellule che presiedono normalmente all'attività immune, a far sì che il nostro sistema immunitario sia attivo. Quindi c'è una doppia barriera immunologica. Non è come nel tumore solido che io basta che impedisca il rigetto, ovviamente anche nel trapianto di midollo osseo, ma nel trapianto di midollo osseo noi iniettiamo al paziente delle cellule che sono immunocompetenti, che a loro volta possono innescare una reazione immune contro i tessuti del paziente, del ricevente. Quindi è doppia la barriera immunologica, quindi è molto più complesso dal punto di vista biologico il trapianto del midollo osseo allogenico, quindi, il che significa quindi una maggiore immunosoppressione significa maggior rischio infettivo significa anche maggior rischio anche di fallimento del trapianto. Quindi è necessario, prima di fare la procedura, individuare proprio quei donatori che possono essere più simili secondo il sistema HLA, che insomma è il sistema maggiore di compatibilità immunogenetica. Anche perché, dicevamo, la compatibilità è molto rara e questi sono i dati. Si verifica nel 25% dei casi in ambito familiare, mentre tra non consanguigni la compatibilità sia in un caso su 100.000. È corretta questo rapporto, dottore? Quindi questo che significato ha? Che noi dobbiamo aumentare il più possibile la base dei donatori, perché più donatori abbiamo, più ci può essere la possibilità che si trovi quel donatore che può essere compatibile con il paziente che sta a Treviso, che sta a Padova, ma che sta anche a Melbourne o a San Francisco. Quindi la necessità di espandere la base dei donatori è fondamentale. Su questo c'è un'attività donatori, l'ADOCES, che è un gruppo di persone presiedute dalla signora Alice Bandiera, che proprio si dedica anche alla sensibilizzazione, all'informazione nei giovani, perché abbiamo detto che sono soprattutto i giovani donatori, perché possano iscriversi al registro. Ecco, qual è, dottore, il ruolo delle associazioni in questo senso di volontariato, no? Associazioni fondamentali perché poi promuovono la donazione e sostengono quella che è l'attività proprio del trapianto. L'ematologia di Treviso, se è nata, se è cresciuta e si è sviluppata, lo deve anche e in misura importantissima all'AIL.
L'AIL, fin da quando l'ematologia ha cominciato i suoi primi passi, ha costantemente affiancato l'ematologia nel suo percorso di crescita, fornendo borse di studio per medici, per biologi, per tecnici di laboratorio, sostenendo la ricerca, perché senza ricerca non si va da nessuna parte. Quindi l'AIL ed è da oltre 20 anni costantemente al nostro fianco. Quindi, e quindi anche per quanto riguarda la possibilità di aprire un centro di trapianti ci aiuta, si sta già muovendo per, ad esempio, delle borse di studio per 3 biologhe che possono lavorare presso il centro trasfusionale, proprio in considerazione di questa nuova tipo di attività che stiamo per cominciare. Quindi l'AIL è poi qualcosa che nel territorio trevigiano è conosciutissimo e soprattutto ha avuto da sempre il fatto di essere questa affidabilità, questa sicurezza che il denaro che viene raccolto viene utilizzato presso l'ematologia del territorio per le richieste che vengono da noi medici. Però ci sono altre attività, associazioni di volontariato, e stavo citando anche l'ADOCES, è l'associazione di donatori di cellule staminali, che appunto si dedica in particolare al trapianto e sostenendo appunto la diffusione la più ampia possibile presso istituti scolastici, presso centri sportivi, eccetera, in modo tale che questa base di donatori si espanda sempre di più, perché solo in Italia ci sono 2000 pazienti, bambini e adulti che sono in attesa del donatore giusto. E quindi insomma il ruolo di sensibilizzazione delle associazioni di volontariato è davvero fondamentale. Noi ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità, rimanete con noi, torniamo tra poco. Rieccoci in diretta, ultimi minuti per parlare ancora di midollo osseo e di trapianto di midollo osseo. Sentiamo subito una telefonata che è in attesa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Pronto? Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Io mi chiamo Fontana Giuseppina, chiamo da Valdomiadene in provincia di Treviso. Buongiorno Giuseppina, dica pure. Dico che da 4 anni sono in cura per un mieloma multiplo a Treviso e la cura mi è stata proprio impostata dal dottor Berlincioni, un medico di una grande professionalità. Dopo mi ha lasciato in mano a una dottoressa, che l'ho trovata anche lei veramente in gamba, la dottoressa Zanetti, e mi fa piacere nel sentire che a Treviso ci sia questo centro per fare il trapianto del mieloma multiplo, che mia figlia da 7 anni fa lo ha fatto a Verona. È andata avanti e indietro, come dice il dottor Berlincioni, ha fatto una giornata di ricovero, poi ha fatto il trapianto tramite il sangue, levando dal sangue, non il midollo osseo. Comunque non ho avuto nessun problema e mi ha sempre iscritta se nel caso ci fosse ancora bisogno di qualcun altro ha bisogno del trapianto, lo farebbe volentieri. Faccio i complimenti e mi fa molto piacere che Treviso venga a questo centro, insomma. Grazie Giuseppina, grazie per la sua telefonata e la sua testimonianza. Grazie. Allora, dottore, abbiamo detto che è importantissimo diventare donatori proprio perché insomma il range d'età in cui si può donare comunque è ristretto. Come si fa a diventare donatori di midollo osseo? Basta rivolgersi al centro trapianti, basta rivolgersi fino adesso a livello del centro trasfusionale, c'è l'ADOCES, c'è proprio questa associazione a cui, che appunto provvede anche all'inserimento del donatore nella questa grande banca dati nazionale, europea e mondiale. Ed è il registro donatori? Il famoso registro che attualmente coinvolge circa 15 milioni di donatori.
Va sottolineato che la donazione è anonima, è volontaria ed è gratuita. Questi sono i 3 aggettivi che così si rifanno alla donazione. Si fa un semplice prelievo di sangue, l'individuo, il donatore viene tipizzato, entra appunto nella banca dati e poi può succedere che fra 1 anno, 5 anni, 10 anni gli arrivi una telefonata e dica che c'è una persona che a una prima valutazione, a un primo screening risulta compatibile. È chiaro che successivamente partono le indagini di secondo e di terzo livello, le indagini più specifiche, le indagini, come dicevo, che utilizzano anche metodiche di biologia molecolare, di genetica molto, molto sofisticate, perché proprio si valuti qual è il grado di compatibilità proprio anche a livello molecolare. Dopodiché, se questo è confermato, il donatore, ovviamente secondo le date che verranno concordate col centro trapianti, viene convocato, ovviamente deve fare tutti gli esami del sangue prima perché sia ovviamente in buone condizioni generali, e poi dona il proprio, diciamo nella maggior parte dei casi, il proprio sangue direttamente periferico, previa stimolazione con una molecola, si chiama fattore di crescita granulocitario, che serve proprio a aumentare il numero di cellule staminali nel sangue periferico, che normalmente sono un numero estremamente piccolo. Grazie a queste punture, queste iniezioni che si fanno sottocute, si ha una mobilizzazione, un passaggio di adeguate quantità di cellule staminali dal midollo al sangue, in modo tale che possono essere raccolte. Quindi un gesto molto molto importante, volontario, molto importante da fare, perché, dottore, non l'abbiamo detto fino adesso, ma insomma chi dona il midollo osseo, a differenza la donazione del sangue, può donare il midollo osseo una volta soltanto. Sono rari i casi in cui si possa donare più di una volta. Potenzialmente si può donare una volta, perché c'è un'altra cosa che contraddistingue il trapianto di midollo osseo da un trapianto di un organo solido, che per un organo solido purtroppo il donatore può essere un cadavere, pensiamo al trapianto di cuore, oppure in ogni caso un vivente in cui l'atto del trapianto comporta una menomazione se io dono un rene è chiaro che ce n'è un altro, ma perdo un rene. Se io dono il fegato, dono una parte di fegato. Mentre se io dono il mio midollo osseo, io recupero la mia staminalità normale nell'arco di 3-4 giorni, massimo una settimana. Quindi non c'è alcun tipo di menomazione, ecco, nel trapianto di midollo osseo. Torniamo a parlare per un attimo in chiusura del nuovo centro di trapianto di midollo osseo allogenico che sorgerà all'ospedale Cafoncello di Treviso nei prossimi mesi, un centro che collaborerà, dottore, anche con altri centri italiani o esteri. Insomma, sappiamo che spesso le collaborazioni da questo punto di vista e lo scambio di esperienze sono fondamentali. Allora, fra i requisiti richiesti a livello regionale per aprire un centro trapianti c'è anche quello di avere un responsabile programma trapianti che abbia un'esperienza di almeno 5 anni in un centro trapianti. E non è facile trovarlo, almeno in Veneto, e allora invece siamo riusciti a ottenere un accordo e verrà a Treviso, anzi è già venuta a Treviso, una dottoressa che ha 20 anni di esperienza in trapianto del midollo osseo allogenico, viene dall'Università di Bologna, la dottoressa Marta Stanzani, che sarà la responsabile del programma e che è già entrata in un circuito fa già parte in un circuito di connessioni, di collaborazioni con altri centri importanti in Italia, ma non solo. Grazie a delle conoscenze che io avevo da tanti anni, ho contattato il professor Damiano Rondelli, che è il direttore del centro trapianti e del centro di ematologia e oncologia dell'Università dell'Illinois a Chicago. E gli ho chiesto: ma verresti, essendo lui uno dei maggiori esperti al mondo di trapianto, verresti i primissimi tempi a così farci da
così, da tutor, da aiutarci nell'avviare l'attività. E lui con grande disponibilità e amicizia ha detto, per cui noi avremo nei primi 2 anni almeno 3-4 passaggi venute del professor Rondelli direttamente a Treviso per discutere insieme, per valutare insieme, oltre a dei contatti poi quotidiani attraverso la rete. E quindi potremo così avere l'opportunità di crescere seguiti da una persona che è nota in tutto il mondo per la sua attività e che proprio e la cosa ancora più bella è che tutte le spese per le sue venute, ovviamente il suo soggiorno a Treviso o per l'università, per la compensazione che l'Università dell'Illinois ha chiesto per queste appunto attività che il professor Rondelli comincerà a fare, le spese saranno tutte sostenute da una donazione testamentaria per l'ematologia di Treviso. Insomma, tanti tasselli importanti. Io spero che avremo la possibilità di ritrovarci magari fra qualche mese, fare il punto della situazione e capire insomma prima che vada in pensione, a che punto saremo con questo centro di riferimento molto importante. Grazie al dottor Filippo Gherlinzoni, primario dell'unità operativa complessa di ematologia all'ospedale Cafoncello di Treviso. Grazie dottore. Grazie a lei. Grazie anche a voi di averci seguito da casa e arrivederci.